Ritrovati, siamo in diretta ed oggi alle 12:30 ci sarà la conferenza stampa del presidente Zaia dall'unità di crisi di Marghera per fare il punto oggi della situazione per quanto riguarda i contagi Covid. Ovviamente per il momento nel Veneto siamo sotto controllo, ma ci sono diversi focolai soprattutto nelle province di Padova, di Treviso e di Belluno, e soprattutto c'è la preoccupazione dopo i festeggiamenti che sono avvenuti dopo la partita, dopo la vittoria dell'Italia domenica sera. Molti assembramenti, i sanitari dicono siamo davvero preoccupati per un aumento di contagi che comunque già si è registrato nei giorni scorsi, e vedremo anche che risvolta avrà questo anche per quanto riguarda il turismo, che sta cercando di rialzarsi, anzi si sta rialzando. Insomma, di certo un aumento di contagi non ci vuole. Ne parliamo proprio con l'assessore regionale al turismo Federico Caner, che lo vedo già sullo schermo. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno, dunque la prima domanda che le faccio è proprio questa, insomma c'è preoccupazione in questo momento, i contagi sono in aumento, sicuramente insomma i festeggiamenti erano dovuti, erano ovvi, si sapeva insomma che ci sarebbero stati, ma questo insomma preoccupa non poco, anche e soprattutto per il turismo ora. Mi permetta una battuta da italiano: per come si sono comportati gli inglesi penso che i festeggiamenti erano veramente dovuti. Detto questo, che è una battuta più da tifoso che da assessore regionale, dico che in effetti sì, bisogna fare attenzione. Comunque noi non smettiamo mai di dire che ci vuole comunque attenzione, perché non siamo totalmente usciti da questa situazione, anche se permettetemi di dire che pur essendoci dei contagi in aumento, grazie alla vaccinazione, grazie al fatto che gran parte della popolazione ha già contratto la malattia e superata, e grazie anche a un'evoluzione naturale del virus, se notate bene è vero che i contagi aumentano, ma la gravità degli stessi non è come in passato, nel senso che non abbiamo le terapie intensive piene o situazioni di particolare allarmismo. Quindi quello che mi sento di dire è che dobbiamo tenere un po' una via di mezzo, cioè l'attenzione da un lato che ci deve sempre essere, quindi l'utilizzo anche della mascherina, soprattutto negli ambienti chiusi ovviamente, e l'igienizzazione delle mani, insomma cercare di avere sempre quei comportamenti di precauzione che secondo me diventeranno anche un modello di vita anche per il futuro ormai, perché abbiamo imparato anche a fare attenzione su questo. Dall'altro non mi sentirei nemmeno però di creare questo allarmismo ingiustificato, perché abbiamo bisogno anche di ripartire, il nostro turismo sta ripartendo, i dati delle prenotazioni di luglio-agosto sono molto buoni al momento e insomma abbiamo necessità di lavorare, quindi insomma non creiamoci troppi allarmismi, ecco. Ecco, Assessore, sul Corriere della Sera oggi c'è scritto contagi in salita in 19 regioni, l'allarme dell'OMS, effetto devastante degli europei, in Lombardia 7 contagi su 10 tra i giovani. Effettivamente la cosa che si è registrata nell'ultimo periodo è proprio questo contagio in aumento, soprattutto fra i giovani, e ce lo confermava anche il direttore generale dell'ULSS 2 Benazzi. Sì, assolutamente. Il problema è tra i giovani, probabilmente perché, adesso io ovviamente non sono un tecnico, però la vaccinazione è partita prima sulle fasce più elevate e di conseguenza questa variante sembra colpire più la parte giovanile. E poi i giovani, insomma, sappiamo che sono quelli che si muovono di più, creano più assembramento, e quindi ovviamente in questo momento sembra la parte più sensibile. Come le dicevo, è anche vero però che sono quelli che risentono meno degli effetti del virus, tant'è vero che insomma non mi sembra di avere le terapie intensive piene di 18enni o di 15enni, ecco, questo va detto francamente, mentre il resto della popolazione è già abbastanza coperta, quindi ripeto, facciamo attenzione, ma cerchiamo anche di capire che la situazione insomma in questo momento non è drammatica, quindi magari fare un appello ai giovani, questo sì, di fare attenzione, perché è vero che loro magari rischiano di essere anche dei portatori sani, nel senso che magari non si rendono nemmeno conto di aver magari contratto il virus, quindi di fare attenzione, soprattutto quando hanno dei sintomi magari anche lievi, pensare che potrebbero essere dei portatori sani e quindi di conseguenza
fare attenzione a come si muovono, magari se vanno a trovare anche i nonni o persone Certo. più anziane. Ecco, questo sì, avere più precauzione. Ecco, Assessore, a livello insomma, di turismo, anche per quanto riguarda la provincia di Treviso, insomma, noi abbiamo anche tanti hotel che fanno congressi, come sta andando? Ma guardi, le città d'arte sicuramente sono quelle ancora oggi in maggiore sofferenza. Proprio l'altro giorno abbiamo avuto l'incontro con gli albergatori trevigiani che rinnovavano la presidenza a Giovanni Kerr degli albergatori trevigiani e proprio lì abbiamo avuto modo di avere uno scambio di battute. Sicuramente il tema del MICE, quindi delle convention bureau, quindi manca un po' l'aspetto del business. Ecco, nelle città d'arte abbiamo questo problema, cioè si somma la mancanza dei turisti tradizionali che vengono a visitare le nostre città con la mancanza delle prenotazioni legate ai viaggi lavoro, ai viaggi business, Certo. e quindi molti hotel della città, non solo a Treviso ma anche nelle altre città venete, risente un po' questo. Tant'è vero che noi abbiamo iniziato un progetto regionale anche di finanziamento con i convention bureau delle varie province proprio per spingere l'effetto convegnistica sul territorio. Anche questa, vede, è una modalità che è cambiata, perché rispetto a prima molti che prima si spostavano per lavoro oggi utilizzano l'online, le video call come stiamo facendo noi oggi per fare degli incontri, quindi questo ha messo in difficoltà tutti quegli alberghi, per esempio, che vivevano anche grazie a queste sale molto grandi dove facevano degli incontri, delle convention, e questo è mancato, così come è mancato proprio il giro degli agenti di commercio che durante il Covid è girato meno, e quindi insomma le aziende in questo periodo si sono un po', come si dice, hanno modificato il proprio programma di lavoro e quindi abbiamo meno turismo di viaggi, scusate, meno movimento legato al lavoro, al business. In più è mancato il turismo delle città d'arte, soprattutto proveniente extra Europa. Ecco, e ci spostiamo invece nel veneziano, perché a Caorle oggi viene presentato un progetto importante. Sì, noi è già qualche anno che stiamo lavorando sul cosiddetto turismo inclusivo. Nella costa veneta era già partito 4 anni fa, prima totalmente finanziato dal turismo veneto, poi in cofinanziamento anche con la sanità veneta, quindi con la mia collega Lanzarin, questo progetto di turismo inclusivo, quindi rendere le nostre spiagge accessibili a tutti, compreso alle persone portatori di handicap di vario tipo, anche sensoriale, non solo di altro tipo, e questo ci permette di avere anche, tra l'altro, non solo di fare una scelta etico e morale molto importante, cioè dare la possibilità a chi ha queste difficoltà di poter venire in vacanza da noi, ma se mi permettete è anche una motivazione di business, perché ci sono circa 36 milioni di persone a livello europeo con delle disabilità che possono trovare attenzione nella nostra costa. È un progetto che vorremmo portare anche nel resto del Veneto, quindi in montagna, al lago, nelle città d'arte. Oggi però a Caorle si apre una nuova, diciamo, frontiera che non è soltanto quella della ricettività, cioè dell'inclusione, cioè di accettare turisti con disabilità, ma anche di dare possibilità ai nostri disabili di poter lavorare nella catena turistica grazie all'apporto dei nostri operatori, grazie alla formazione specifica che facciamo, e quindi in sostanza dare la possibilità anche alle persone che hanno delle difficoltà di qualsiasi tipo, degli handicap di qualsiasi tipo, di poter lavorare nella filiera turistica. Questo non è di poco conto, perché significa creare anche posti di lavoro per queste persone, quindi far sì che loro si sentano anche maggiormente inclusive, accettate, no? Certo. Che non si sentano un peso, e diventa per noi anche importante perché significa non avere semplicemente un sussidio così, ma insomma aiutare la gente a inserirsi nella comunità, e abbiamo un duplice effetto: risparmiamo dei denari e soprattutto, cosa più importante, facciamo sì che queste persone si sentano completamente parte della società, si sentano molto più utili. Certo.
città. Questo è secondo me l'obiettivo numero 1. Assessore, un'ultima domanda, poi la lascio, che so che lei era impegnato. Per quanto riguarda invece un'altra inaugurazione a Treviso, in piazza Borsa, che riguarda un progetto coordinato con le porte dell'accoglienza, ci spiega di che cosa si tratta? Ma guardi, noi abbiamo un progetto regionale molto importante che si chiama appunto le porte dell'accoglienza, cioè stiamo mettendo a posto gli uffici IAT, quindi di informazione e accoglienza turistica, su tutto il territorio veneto. Ovviamente partiamo da quelle che noi consideriamo e chiamiamo appunto porte dell'accoglienza, perché sono quei luoghi dove si concentra maggiormente l'arrivo dei turisti, quindi pensiamo, che ne so, alla stazione ferroviaria di Venezia, di Padova, all'Arena di Verona e appunto agli aeroporti, quindi pensiamo all'aeroporto di Venezia, all'aeroporto Canova di Treviso, ma un importante ufficio turistico verrà inaugurato anche presso la Camera di Commercio, quindi in piazza Borsa a Treviso. Quindi nei prossimi giorni vedrete delle novità importanti, ovviamente verrete tenuti al corrente della questione, perché faremo una conferenza importante dove rinnoviamo questi uffici, ma soprattutto questi uffici saranno tutti tra loro collegati, avendo un layout unico turistico importante, ma soprattutto parlano tra di loro, ed è importante questo perché significa avere la possibilità a Treviso di acquistare un biglietto dell'Arena di Verona a Verona appunto, o viceversa poter avere servizi magari dati da altre parti del territorio veneto, quindi integrare tra di loro gli uffici turistici. Questo è importante per dare ovviamente una garanzia al turista, oltre che, mi permetta, rendere anche più belli i nostri uffici di accoglienza, che sono cambiati nel tempo, non sono più elargizione di cartine, diciamo, da dare al turista, mappe della città, ma sono uffici turistici che danno informazioni molto più importanti, interattivi, dove si può fare anche marketing, quindi vendere anche gadget, insomma cerchiamo di ammodernarli secondo quello che sono le richieste attuali. Grazie davvero, grazie Assessore, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie e buona giornata. A tutti, grazie. Dunque abbiamo parlato insomma comunque della preoccupazione degli assembramenti che ci sono stati comunque domenica, ne ha parlato anche l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin ieri sera a Ring, appunto parlando degli assembramenti visti nelle città del Veneto. Sentiamo quindi le sue parole. Un po', insomma, diciamo così, un po' di preoccupazione, devo essere sincera, mi destano vedere le immagini delle grandi folle, dei festeggiamenti che sono legittimi, quindi io credo insomma che non si tratta di incolpare, criminalizzare nessuno, però effettivamente ci sono stati degli assembramenti e non sempre insomma diciamo c'erano le mascherine, insomma, che avrebbero probabilmente protetto molto di più, però insomma è troppo prematuro per dire qualsiasi cosa. Speriamo insomma che tutto vada bene, che non ci sia, insomma, come ho sentito questa sera, insomma, in diverse televisioni invece già la chiamata a numeri importanti nei prossimi giorni di persone positive e quindi di una nuova circolazione del virus. Speriamo proprio di no, insomma, ecco. Cioè voi non ve lo attendete? Noi dice speriamo, ma o c'è questo disegno nell'algoritmo, non lo so. Vabbè, non c'è un disegno nell'algoritmo, è chiaro che abbiamo capito che oggi il virus circola ancora, lo abbiamo visto sicuramente nelle ultime settimane, siamo passati noi da inizio dell'altra settimana a 35-45 casi di positivi al giorno per arrivare ai 100, 106, 150 anche di sabato, l'ultimo dato quello di sabato, il dato di domenica è un dato perché sappiamo insomma che vengono fatti sempre meno tamponi, quindi il dato di stamattina è di 76 nuovi casi positivi, quindi molto inferiore a quello di sabato, quindi avevamo già visto comunque un incremento dei soggetti positivi, che però aveva due connotazioni ben precise. Da una parte il fatto che noi per scelta abbiamo deciso di fare tanti tamponi, il famoso target dei 30.000 tamponi giorno, che sono circa 20.000 e che ci collocano in una classifica con le altre regioni come la regione che fa più tamponi in questo momento, nonostante, lo ricordiamo, il target che ci è stato assegnato per la zona bianca sarebbe di 7.500 tamponi al giorno.
Bene, ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo in studio e parleremo con l'assessore Venturini anche di Venezia, perché fra poco ci sarà il Redentore. Pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, in diretta, e vedo subito collegato con noi Simone Venturini, assessore politiche sociali del Comune di Venezia. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno, dunque partiamo subito dal Redentore, insomma manifestazione importantissima per Venezia, l'anno scorso purtroppo è stata annullata a causa del Covid, quest'anno si riparte, e come si riparte? Ma si riparte con responsabilità e con serietà, però si riparte. La scelta di fare il Redentore ovviamente era una scelta molto sofferta, non era una scelta assolutamente scontata perché richiedeva un impegno organizzativo veramente serio, veramente importante, però crediamo che sia importante dare un segnale di ripartenza anche in chiave di rilancio del turismo di qualità in città, e quindi abbiamo organizzato una macchina molto complessa che prevede tutta una serie di controlli e di requisiti per accedere alle aree del Redentore, ovviamente prediligendo il distanziamento fisico, e quindi si punterà molto sulle barche, che già di per sé sono una bolla di nucleo familiare, e quindi sono prenotabili gli spazi in bacino di San Marco attraverso il sito internet del comune, che a breve sarà appunto aperto, e poi in seconda battuta le rive saranno accessibili solo da persone prenotate, le quali dovranno appunto dichiarare ed effettuare il tampone nelle 48 ore precedenti. Per l'occorrenza abbiamo potenziato i punti tampone anche a Giudecca, anche a San Marco, e prolungato l'orario di apertura di quello alla stazione Santa Lucia, quindi è possibile anche effettuare tamponi gratuitamente in questi punti per tutto il sabato del Redentore. E quindi grande responsabilità, grande attenzione, ma voglia di ripartire. Ecco, fra l'altro Venezia insomma in questi giorni è stata davvero al centro, possiamo dire proprio mondiale, con il G20, poi Venezia capitale mondiale della sostenibilità. Sì, Venezia ha dimostrato in questi mesi grande vitalità, in primis provando a riorganizzare in prima città in Italia i grandi eventi in presenza, quindi Biennale e Salone Nautico, e da ultimo insomma diventando la capitale mondiale per 3 giorni per quanto riguarda la finanza e l'economia. 60 delegazioni, le principali banche, i principali paesi sviluppati del mondo si sono trovati a Venezia e hanno trovato anche un importante accordo sulla tassazione delle multinazionali, in particolare per l'informatica. E Venezia ha dimostrato di essere in grado di accogliere eventi di questo calibro, moltissimi sono stati i complimenti che la città ha ricevuto e moltissimo è stato anche l'indotto economico di questa manifestazione. Voi pensate solo al numero di persone e che persone che sono state ospitate negli alberghi in questi tre giorni, pensate al dispiegamento di forze di sicurezza che comunque era presente in città, ha dormito, ha mangiato, ha bevuto, ha girato, e pensate anche a tutta la stampa mondiale che era presente qui in quei giorni e che tipo di immagine ha trasmesso di Venezia, una Venezia efficiente, una Venezia che ha saputo gestire al meglio questa occasione di grande rilevanza mondiale. Quindi un G20 molto positivo, le cui conseguenze positive si vedranno anche a lungo termine, perché per Venezia in quei 3 giorni era in tutte le TV del mondo e tutto il mondo ha potuto vedere la nostra città in una situazione di grande bellezza e organizzazione. Terzo punto, appunto, la Fondazione per la Sostenibilità. Lo scopo è far sì che Venezia sempre di più ospiti e in qualche modo consenta l'insediamento non solo di eventi di alcuni giorni, ma di continuità di aziende, ricerca e intellettuali che possono discutere, affrontare e creare poi ricchezza e posti di lavoro sul tema della sostenibilità. È una grande cornice questa della Fondazione, che vede ovviamente il sindaco Luigi Brugnaro e il presidente Zaia come i 2 grandi registi di questa grande attività, con numerose aziende all'interno, principali come Snam, Eni, Generali e altre, le 2 università e il governo. Insieme questi soggetti stanno elencando le attività che andranno a realizzare. Si va dalla riconversione dell'Eni di Porto Marghera di molte attività produttive, si va dalle attività di Generali a San Marco,
conta anche l'impegno del gruppo SNAM nel tema dell'idrogeno, di cui Venezia vuole essere capofila, e quindi insomma devo dire che anche questo è un segnale di grande vitalità della nostra città, la quale sta vivendo sicuramente un momento difficile come tutte le città d'arte, ma in questi mesi sta seminando importanti semi che sicuramente daranno frutto se tutte le condizioni che noi stiamo auspicando si dovessero verificare, e credo che insomma l'attuale governo rispetto al precedente molta più attenzione sta dedicando alla nostra città. Ecco, Assessore, noi abbiamo parlato anche con l'assessore Caner per quanto riguarda il turismo, insomma turismo che è stato un comparto davvero in crisi in questi 2 anni, che adesso insomma sta tornando insomma un po' piano piano, sta tornando ai tempi insomma migliori. Come sta andando lì a Venezia? Ma rispetto a montagna e mare, le città in questa stagione soffrono ovviamente di più, perché le persone auspicano una vacanza più all'aria aperta e quindi dopo tanti mesi vogliono tornare o al mare o in montagna, e il trend generale è che quindi le città vedranno una ripartenza un po' più diluita e dilazionata rispetto alle località balneari e montane. Però è vero che nelle città d'arte Venezia è una di quelle che più è ripartita, siamo ancora distanti. Ah, ok, quindi Assessore, però la speranza insomma è che vedo che si è bloccato. Vediamo se riusciamo a ripristinare il collegamento. Ecco, Assessore, si era bloccato. Stavamo dicendo dunque che il turismo parlava del turismo di Venezia quando a un certo punto non l'abbiamo più sentita. Ok, dicevo che manca moltissimo ancora il turismo intercontinentale, quindi mancano gli americani, mancano i russi, mancano i giapponesi, che sono quelli che poi facevano la differenza in termini di profondità degli effetti economici nella filiera. Manca ancora molto il settore del crocierismo, siamo ancora in attesa di una soluzione, speriamo arrivi il prima possibile. Il primo volo diretto America, quindi New York e Venezia, è atterrato sabato scorso con grande soddisfazione degli operatori. Il volo Emirates con Dubai è tornato a operare, mancano appunto però ancora molti voli diretti per poter dire di aver riottenuto il turismo intercontinentale. Quindi siamo a una ripartenza ancora zoppicante su questi filoni, che sono i filoni su cui andremo a concentrarci. Molto dipende, e su questo insomma un mea culpa come forse paese potremo anche farlo, molto dipende da come sappiamo comunicare. Altri paesi hanno fatto campagne di comunicazione molto efficaci sulle isole covid free, sulla burocrazia zero, sulla possibilità di riaprire in sicurezza. Il nostro paese ha comunicato molto poco, e quindi la gente che a aprile o maggio ha prenotato una vacanza magari ha scelto la Grecia o la Spagna e meno ha scelto l'Italia. Quindi serve un lavoro anche del governo di interfaccia con i paesi stranieri per raccontare che il paese è ripartito, ha riaperto e che si può venire a visitare l'Italia in sicurezza e che oggi è più bella che mai. Quindi serve anche una grande comunicazione. Su questo devo dire il sistema paese è mancato, e le città un po' hanno supplito, ma ovviamente i miracoli non competono ancora ai comuni. Ecco, fra l'altro parlavamo anche degli alberghi, degli albergatori che ci dicevano insomma fanno fatica, le prenotazioni ci sono ma sono ancora poche, quindi insomma quello che ci diceva lei prima, ecco. Sì, perché ecco, noi abbiamo molto un turismo comunque giornaliero, perché insomma Venezia è una meta che tutti quanti amano, però quel turismo intercontinentale che restava in città più di qualche giorno era un turismo molto, molto importante per la nostra città, e questo ovviamente, mancando i voli, mancando i collegamenti aerei, ancora manca. Dall'altra parte è vero che abbiamo un turismo internazionale ancora poco sviluppato in questa fase storica, perché l'Inghilterra è ancora chiusa, i paesi europei si muovono ancora poco, quindi è evidente che finché non c'è questo tipo di turismo anche tutto il settore alberghiero, in particolare gli alberghi poi di alta fascia, soffrono un po' di più. Il comune... Mi scusi, Assessore, manifestazioni come quella del Redentore però dovrebbe dare un po' più di respiro. Sì, lo scopo delle nostre manifestazioni, Biennale, Salone Nautico e Redentore, è appunto quello di aiutare la ripartenza. Ovvio che ci vuole molta attenzione per fare le cose fatte bene, perché poi, come si diceva insomma anche l'assessore Lazzarin prima,
il rischio c'è, perché il virus non è sparito, non è che ci siamo svegliati dall'incubo, c'è ancora una serie di preoccupazioni mediche intorno a questo fenomeno, ci sono le varianti, però ci vuole l'impegno del comune e il paese comunque deve rimettersi in moto e ripartire, perché non possiamo sopportare altri 2 anni di immobilismo o chiusura del settore turistico. Quindi Salone Nautico Biennale hanno presentato 2 importanti scommesse, vinte perché in quei giorni la città era piena, gli alberghi hanno lavorato molto e bene, il Redentore vuole essere un terzo aiuto. Ovviamente da qui al prossimo anno lavoreremo moltissimo sull'organizzazione di iniziative di valore sotto il cappello di Venezia 1600, quindi il compleanno di Venezia, per attrarre quel tipo di turismo intercontinentale. Stiamo lavorando moltissimo con le ambasciate, con le compagnie aeree, con le sedi Enit in giro per il mondo, per raccontare la grande bellezza di Venezia e la possibilità di venirla a visitare in sicurezza. Una città che anche nei periodi più difficili del Covid ha sempre dimostrato la capacità di gestione del fenomeno sia sanitario sia appunto di ordine pubblico in modo inappuntabile, e quindi insomma possiamo giocare anche la carta dell'esperienza e dei risultati positivi ottenuti finora. Ecco, fra l'altro noi, non so se la regia riesce a farlo vedere, siamo in attesa della conferenza stampa del presidente Zaia, che dovrebbe arrivare ormai proprio a momenti, insomma, lo vediamo, la postazione dovrebbe arrivare a momenti poi per fare il punto della situazione sui contagi, perché assessore, insomma, c'è, come ha detto l'assessore Lanzarin, abbiamo parlato anche con l'assessore Canè, insomma, non c'è da fare allarmismo, il Veneto, lo ripetiamo, è sotto controllo assolutamente, però insomma situazione che va tenuta sempre, insomma, ben sotto i riflettori, ecco. Sì, non è finita qui evidentemente, il tema delle varianti insomma è abbastanza spinoso. Inghilterra, Spagna, Portogallo insomma fanno i conti con delle situazioni non belle, anche la Francia ha annunciato misure più dure, quindi è chiaro che non è finita. Quello che preoccupa è anche però l'emergenza sociale. Noi ogni giorno abbiamo il bollettino sì del caso dei contagi, c'è però anche un bollettino molto più silenzioso e molto più, tra virgolette, subdolo, che è quello dell'emergenza sociale. Io, avendo anche la delega alle politiche sociali e alle politiche abitative, incontro ogni giorno situazioni veramente drammatiche. I numeri delle persone che hanno perso il lavoro o perderanno il lavoro nei prossimi mesi è enorme, il numero degli sfratti è veramente significativo, e è bene che insomma tutti quanti capiscano che non si può pensare che i comuni da soli riescano ad affrontare questa marea di emergenza sociale che sta emergendo. Quindi ecco, siamo molto preoccupati come comuni anche sotto il profilo socio-economico, che è un secondo tipo di contagio che però è ormai ben presente anche in Veneto, e moltissime persone o non hanno pagato le rate del mutuo o quelle della macchina, o hanno un pignoramento, o la cassa integrazione finirà, sì. E questo è un tema drammatico. Assessore, è arrivato il presidente Zaia, la ringrazio, grazie davvero per essere stato con noi. Grazie, la linea all'unità di crisi. Saluti. Dico ai follower di Tosato che Tosato sta bene, non ti vedono, chiedono informazioni. Ma sul serio mi scrivono, ma Tosato, che fine che ha fatto? La verità. Allora, partirei con ordine dei lavori. Come vedete siamo qui con la signora Lanzarin e la dottoressa Russo. Oggi c'è un bel focus sulla variante e il piano di sanità pubblica, quello che stiamo facendo, insomma, una roba interessante anche con un po' di dati e anche analisi dell'andamento con le curve. Io vi do il bollettino, faccio 2 o 3 considerazioni, sono a disposizione di domande, poi devo andare perché devo tornare al Balbi. E probabilmente ci vedremo anche domani, domani ci sarà l'incontro Sole Lanzarin e Ingegnere Fattori e il sottoscritto, parleremo di campagna vaccinale e di un'ulteriore novità. Eccoli qua, facciamo 2 a colpo. Fra l'altro ho avuto un richiamo da una signora, ha detto mio marito si alza dal divano, alzo la penna che da segnare i numeri vado un po' più piano, giustamente. Allora, sono tamponi molecolari 5.773.091 e tamponi rapidi 5.403.892. Una signora Oderzo l'ho trovato sabato mattina.
Positivi di oggi sono 5.275, come vedete sta aumentando, no? Noi avevamo 4.006 se non ricordo male. Positivi di oggi vuol dire positivi ad oggi in isolamento. Il totale dei positivi del 21 febbraio del 2020 sono 426.743 intercettati con la campagna di testing, dopo saranno forse anche stati il doppio, il triplo, non sappiamo quanti fossero o siano stati. Il totale dei positivi oggi, cioè nelle ultime 24 ore, 254. Gli assembramenti danno il loro effetto, diciamo, no? O la scarsa attenzione o l'abbassamento della guardia. 254 su 25.927 tamponi, che vuol dire lo 0,97 di incidenza, cioè di percentuale di positivi sul totale dei tamponi. I ricoverati in totale sono 249 più 6, dopo parleremo anche di questi 6. Faccio anche Remor abbassare velocemente il cartello, dopo richiamo. I ricoverati in area non critica più i ricoverati in area di terapia intensiva, cioè i 2,49 sono 2,33 più 16. Vedete che in terapia intensiva c'è più 1, poi vi dico anche chi è. Terapia intensiva non Covid sono 3,51, quindi questo è un gran segnale. Brutto da dire, vuol dire che gli ospedali stanno lavorando a pieno regime. Considerate, noi avevamo 250, 300, 351 vuol dire che si preme sull'acceleratore nelle sale operatorie. Un po' purtroppo l'effetto degli incidenti stradali dell'estate, come sapete, che va a finire poi a dare questi dati. Totale dei decessi 11.623 più 1. 11.623 più 1, i dimessi in totale sono 22.216. Allora, 3 considerazioni veloci. Oggi abbiamo 254 positivi, come avete visto. C'è una prima cosa da dire, che i positivi che abbiamo sono sostanzialmente tutti asintomatici. Però vuol dire che il virus sta circolando. Sono asintomatici, abbiamo avuto dei ricoveri, 6 ricoveri, fondamentalmente i 3 sono in terapia intensiva negli ultimi 48 ore, sono 3 cinquantenni non vaccinati. Perché poi il quesito che si fa la signora Maria che ci segue dice: ma scusate, funziona o non funziona sto vaccino? Ad oggi il vaccinato non è per noi un elemento sintomatico importante, cioè è asintomatico o è un Fauci, insomma è una persona che se la risolve con un raffreddore, ad oggi. Ogni roba che dico è sempre ad oggi, ricordatelo all'infinito. Quindi, però c'è questo dato che a me sembra importante: 3 cinquantenni, l'ultimo a Borgo Trento, tutti e 3 da terapia intensiva, ovviamente non invasiva, non stiamo parlando di respiratore, non stiamo parlando di casco, anche questo va detto, non vaccinati. Quindi se c'è una certezza è che un certo muro il vaccino ce lo garantisce. Analizzando i dati inglesi, poi la dottoressa Russo ve ne parlerà, aveva fatto una bella analisi sui dati inglesi e la ringrazio, perché sui dati inglesi c'è un sacco di premi Nobel che fanno riflessioni sui social. La dottoressa Russo ha preso i ricoverati, i casi a settimana, i casi al giorno, i morti, i decessi, e dice: questa è la situazione. Anche loro non hanno eccessi di ospedalizzazione, però è pur vero che questa variante si diffonde velocemente, perché gli inglesi hanno avuto una settimana più di 30.000 casi, se non sbaglio, no? Sì, 30.000 al giorno, si scusi. Vabbè, dopo la dottoressa vi dà i dati. Quindi noi adesso abbiamo questa certezza, che ad oggi il tema del vaccino è un tema che funziona. Stiamo facendo tamponi, siamo la prima regione in Italia, se vi piacesse pubblicare anche la tabellina ve la diamo a Reggiani. Guarda, vedete la lineetta rossa? Ecco, siamo noi.
quelli che fanno più tamponi su 100.000 abitanti in Italia. Per darvi un'idea, noi ne facciamo 437 su 100.000 abitanti al giorno, l'Umbria ne fa 4,20 che è seconda, il Lazio 3,58 e poi si va giù fino alle ultime regioni che sono Sardegna, Puglia, Calabria e Basilicata, che ne fanno 76-78 su 100.000. E la media nazionale? La media nazionale è 2,41. Noi facciamo il doppio della media nazionale sostanzialmente. Comunque ve la do ora, Alberto, te la lascio. Te la gira, si scusa, io sono analogico, devo mandare tocco da carta. E allora volevo dire, è fondamentale fare tamponi, si serve per screenare la popolazione, è uno studio che adesso vedremo fino a quando portarlo avanti in maniera così massiccia, perché giustamente capite che su questa mole di tamponi poi i positivi sono infinitesimali. È vero che anche un positivo per noi è un grande successo perché riusciamo a creare il cordone sanitario col piano di sanità pubblica, però è altrettanto vero che adesso dobbiamo concentrarci. Dall'altro vi dico anche che screenare così porta sull'incidenza, perché tu vai a cercare anche chi non trova nessuno, no? Quindi dobbiamo ovviamente dire che stiamo facendo un ottimo lavoro. La nostra incidenza è passata da, pensate, abbiamo avuto la terzultima settimana 5 di incidenza, la penultima 6 di incidenza ogni 100.000 abitanti, cioè 5 casi ogni 100.000 abitanti, 6 casi ogni 100.000 abitanti, 11 casi ogni 100.000 abitanti. È verosimile che sta settimana, visto che stanno spingendo, potremo avere 20, 25, 30 casi. Non siamo preoccupati perché sappiamo perché. Cioè, vorrei spiegare bene che se andassimo col tampone a cercare l'adenovirus nei cittadini ne troviamo, ma mai nessuno si preoccupa di andare a cercarlo. Ecco, quindi l'appello anche a livello nazionale è quello di capire bene questa nuova fase, va interpretata, no? Perché la grande mole di asintomatici, e quindi noi ribadiamo un concetto, che è il concetto che abbiamo ribadito, l'assessore l'ha ribadito nella conferenza dei assessori della sanità e anche noi presidenti, e a noi interessa l'ospedalizzazione, che è il vero parametro. Cioè, come se noi ci preoccupassimo della diffusione dell'influenza e andassimo a cercare tutti quelli che hanno il virus e non hanno sintomi o hanno un raffreddore. Uno ti dice a un certo punto: scusa, siccome lo scenario è oggettivamente cambiato e siamo anche in presenza di vaccinazione che prima non avevamo, probabilmente qualche riflessione va fatta. Diciamo che prima partivamo a monte, adesso forse non dico di metterci a valle e aspettare quello che ha bisogno della terapia intensiva, ma a metà strada e dire cerchiamo di testare capendo che sono cambiati molti fattori. Sulle vaccinazioni abbiamo fatto 47.000 vaccini nelle ultime 24 ore, stiamo andando avanti bene, ci sono pochi vaccini purtroppo e quindi si va un po' a rilento. Domani vi presenteremo un po' di dati e anche delle comunicazioni per i cittadini, quindi rimanderei l'aspetto dei vaccini a domani. Ultimo aspetto che vi dico, noi abbiamo i Covid point aperti, quindi se qualcuno avesse necessità di togliersi un dubbio, di farsi un tampone perché dice ma mi voglio fare un tampone stasera, vado a cena dai miei genitori che sono anziani e uno non è vaccinato perché ha avuto un problema, utilizzate questo strumento, è gratis e non serve nessuna prescrizione, basta andare in un Covid point della regione. Questo non vuol dire che se la farmacia vi fa pagare il tampone sono dei poco di buono, i farmacisti hanno un accordo con la regione ed è giusto che siano ovviamente pagati i tamponi in farmacia o nel laboratorio. Noi l'abbiamo fatto per questi 2 mesi estivi, abbiamo allargato un po' il cordone della borsa offrendo il servizio gratuitamente a chi in teoria non avrebbe titolo, cioè il cittadino che magari anche che so, l'ipocondriaco che tutti i giorni si va a fare un tampone perché ha paura del virus. Ecco, in questa fase è possibile. Se avete domande poi vi lascio la dottoressa Russo e l'assessore. Poi allora, ci vediamo domani. Domanda per il Presidente, si è prenotato Tosato, poi Nicolo Simoro. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Lei prima parlava dell'ospedalizzazione che per voi costituisce
costituisce l'autentico parametro, no, per valutare l'andamento. Allora, siccome mi pare il Ministero della Salute abbia annunciato un po' una messa a punto dei criteri che dovrebbero eventualmente, speriamo di no, ma insomma dovrebbero comportare delle restrizioni in caso di aumento dei contagi. Lei ci dica qualcosa insomma circa le previsioni, le sensazioni e le informazioni che ha avuto su possibili conseguenze di questo aumento generalizzato dei contagi. Ma guarda, noi non possiamo davanti sostanzialmente a un fenomeno che ad oggi è rappresentato da asintomatici, che potrebbero essere anche asintomatici diciamo indifferenziati, pensare che possano scattare misure diciamo, di sanità pubblica che erano tipiche di contesti nei quali avevamo gli ospedali al collasso. Oggi noi l'ospedalizzazione è un'ospedalizzazione di 223 persone in ospedale, 233, 223, assolutamente sostenibile, riconducibile a una patologia che comunque magari vale come un'altra che ha 250 persone ricoverate in ospedale in tutto il Veneto. Ovvio è che questa è materia di scienziati. Io penso che sia fondamentale che approfondiscano questo aspetto. È innegabile che lo scenario sia cambiato nuovamente, questo lo possiamo dire. Poi la dottoressa Russo ve lo definirà bene, insomma, Gran Bretagna, se non ricordo male, ha fatto 30.000 ricoveri. No, ha fatto 3.000 in una settimana. Nell'ultima settimana. Però con 30.000 casi al giorno, se andate a vedere il rapporto ricoveri casi nella prima fase o nella seconda fase, quella di dicembre, quando loro erano in lockdown, i numeri erano diametralmente opposti. Cioè oggi ci si infetta con più velocità ma si va di meno in ospedale, il che non vuol dire che è liberi tutti. Qual è il vero tema? Che davanti a un piano di sanità pubblica come questo, intanto prima c'è il rischio dei grandissimi numeri che comunque ti creino comunque un po' di ospedalizzazione o ti creano ospedalizzazione. Il rischio per chi non è vaccinato di infettarsi in maniera grave e di avere bisogno di cure ospedaliere intensive o peggio ancora perdere la vita. Terzo aspetto, ricordo a tutti che in caso di infezione anche di asintomatici con l'attuale piano di sanità pubblica nazionale si va via con le quarantene, cioè rischiamo di chiudere un paese in virtù del fatto che abbiamo una mole di asintomatici paurosa. Quindi questo è lo scenario, per cui io direi un po' di prudenza e ne veniamo fuori. Un po' di prudenza, però insomma ci sono delle previsioni che danno come probabile una sensibile diffusione di questa variante. Arriveremo al 70% della variante sui positivi, come è accaduto per l'inglese. Questa è la variante Delta indiana, diamo il nome esatto, e l'alfa è l'inglese, se non ricordo male, giusto? Si diffonderà. Cioè, chi diventerà positivo ha 7 possibilità su 10 di essere positivo di una variante Delta piuttosto che di un'altra di quelle che abbiamo. Ecco, ma in caso di un aumento sensibile e molto sostenuto dei positivi, lei che conseguenza prevede? Noi oggi abbiamo delle proiezioni sui tassi di ospedalizzazione che sono ad oggi più bassi in percentuale rispetto al passato. Abbiamo però certezza che se spingessimo con le vaccinazioni riusciremo a mettere in sicurezza la popolazione. Dopo la dottoressa Russo vi farà vedere, anzi non so su un altro lavoro, ma comunque ve ne può parlare, del fatto che noi sul popolo dei vaccinati non abbiamo traccia di reinfezioni o sono minimali, insomma. Gli over 60, sono curve che sono appiattite. Cioè oggi l'ospite ideale del virus ha i 15-24 anni, giusto? Quindi si è abbassata fortemente l'età, si è passata dalla media di 60 anni a 15-24. Ovviamente per fortuna con effetti che sono diametralmente opposti a quelli che c'erano sugli over 60. Le chiedo l'ultima cosa perché la terza domanda l'ha accennata lei. Prego. 15-24 anni è l'ospite ideale, è anche una fascia d'età dove la vaccinazione è minima.
Questo la preoccupa oppure pensa che comunque trattandosi di soggetti giovani, sani, asintomatici, non sia poi una tragedia, insomma, tanto per capire? Al 100% soggetti giovani, sani, asintomatici non lo si può dire, perché stiamo parlando di scienza e in scienza non possiamo mai dire che è garantito il percorso netto al 100% per tutti, no, perché sono giovani. 2 soggetti sani, giovani asintomatici, che però rischiano di diventare vettori importanti di diffusione del virus per gli adulti e per gli anziani che magari non sono vaccinati. Oppure vi ricordo, lo dico a quelli che ci scrivono in queste ore, a tutti noi scrivono in regione, ci dicono: ma spiegate bene cosa deve fare un vaccinato. Allora intanto cominciamo col dire che guardando le tabelle e i bugiardini dei vaccini, 5% di chi si è fatto il vaccino può non avere la copertura vaccinale, cioè ne vaccini 100, 5 in via teorica possono avere il fisico che non risponde, diciamolo così, il proprio sistema immunitario, ecco, usiamo un termine più scientifico, non dà produzione anticorpale. Quindi quel 5%, se si trova il virus davanti, il virus lo attacca e potrebbe dar vita anche a patologie importanti. Quindi vogliamo mettere in sicurezza tutti: il vaccinato porti la mascherina negli assembramenti e non dia per scontato che il fatto di essere vaccinato sia la patente per fare il triplo salto mortale con avvitamento in totale libertà, perché non è così. Questo non vuol dire che il vaccino non funziona, vuol dire che noi abbiamo l'obbligo di dire come sta. Quanto ai giovani, Filippo, la vaccinazione è su base volontaria, è talmente delicato il discorso rispetto ai ragazzi, perché fra l'altro i minorenni hanno anche una patria potestà, hanno i genitori, che noi diamo informazioni scientifiche che ogni ragazzo, se maggiorenne, ogni genitore per il proprio figlio deciderà cosa vuol fare. Nicolussi Moro. Eccoci qua, buongiorno. Allora, dunque mi pare di capire che venerdì il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, professor Busaferro, ha ribadito che al momento viene considerata l'incidenza sulla base e l'RT di conseguenza sulla base dei sintomatici. Mi pare di capire che invece la richiesta delle regioni è che adesso si cambino i parametri e si considerino i ricoveri. Ecco, c'è, dottoressa Russo, lei che coordina il tavolo tecnico, c'è un incontro su questo? C'è un'apertura da parte del Ministero? Vi spiace se risponde dopo? No, così va io bene, vado via basta che ci risponda. L'altra cosa su cui si sta discutendo adesso, mi pareva che l'assessore Lanzarin l'avesse accennato anche in una trasmissione televisiva, il discorso del Green Pass, perché la Francia vuole introdurlo per anche i locali e per i treni. Volevo capire se nel Veneto c'è o ci sarà in atto una sperimentazione. Noi lo facciamo in linea con le scelte nazionali. Guardate, in Germania tu vai a prendere, in Baviera, tu vai a prendere un caffè al bar, ti registri, ci lasci nome e cognome, c'è proprio un modulo, in modo tale che se accade che il barista è positivo dopo qualche ora o qualche giorno, ti chiama e dice: guardi, lei ha avuto contatto con il barista, o quel giorno o quell'ora c'era una comitiva con un infettato. Noi qui dobbiamo utilizzare una regola uguale per tutti, non è che possiamo, anche perché è come pensate di svuotare il mare con un secchiello, no? Sì. Cioè non è che facciamo norme in Regione Veneto e poi i nostri dirimpettai vivono come se non ci fosse un domani. Io facevo riferimento alle ultime linee guida che sono state varate in conferenza della Regione la settimana scorsa sui grandi eventi, quelli sopra i 2.000 spettatori all'interno e i 5.000 spettatori all'esterno, dove si è comunque delineato che per autorizzare questi definiti grandi eventi 2.000 e 5.000 c'è l'obbligo del Green Pass. A quello facevo riferimento, a cui poi seguirà, non mi sembra sia ancora uscita, l'ordinanza del Ministro Speranza. Ok, perfetto. E l'ultima cosa, volevo capire questo, vedendo i dati che ci avete mandato ieri, perché ancora non abbiamo l'aggiornamento di oggi, ma insomma non credo siano cambiati tantissimo, vedo che c'è, per quanto riguarda la fascia considerata più a rischio, cioè gli over 60, un 60% di vaccinati con ciclo completo,
e un 82,8% di over 60 che hanno invece assunto la prima dose. Allora, siccome c'è una notevole differenza tra prima e seconda dose, state rilevando un tasso di opposizione da parte di chi ha fatto AstraZeneca e adesso non vuol fare l'eterologa? No, perché c'è la grande differenza tra prima e seconda dose dettata dal fatto che i vaccini a vettore virale avevano le famose 35 i 3 mesi, scusami. Ma adesso il Ministero ha detto di riportarlo a un mese. No, non ha detto di portarlo a un mese. Si può fino a 4 settimane? Allora, è una scelta che si può fare, ma noi non la facciamo. Ah, voi non la fate? Questa è quella Dove che c'è abbiamo l'infetto? presentato, dove attorno al soggetto che risulta infetto, ne abbiamo parlato la settimana scorsa, e soprattutto per i soggetti vulnerabili accorciamo al minimo quello che è l'intervallo tra la prima e la seconda dose, che vale per tutti i vaccini. Poi se ci sono più cluster all'interno di un distretto abbiamo detto che andiamo con un comportamento e con un'attività che segue la diffusione spaziale dei cluster. Se abbiamo un distretto, più distretti che presentano più cluster, è chiaro che lì dobbiamo avere un tipo di attività che riguarda la popolazione di quel distretto. Questo l'abbiamo presentato la scorsa settimana, aggiungendo che non anticipiamo le altre seconde dosi perché le facciamo tutte a luglio e i primi di agosto, cioè la grande massa di richiami ce li abbiamo ormai a ridosso. Per noi non ha senso prendere quelli di marzo, scusate, aprile, quando è, e dire guarda, te l'anticipiamo di una settimana perché siamo già qui. Quindi per noi, diciamo, il primo blocco non ha nessun senso, per questo non anticipiamo. E l'ultima cosa, volevo capire se avevate avuto notizia dal governo, in base, ormai sta scadendo lo stato di emergenza il 31 luglio, in base all'ipotesi di un eventuale rinnovo a ottobre, quindi trimestrale. Ancora non sapete? Ok, va bene, grazie. Non lo so. Io non ho altre richieste. Lascio alla dottoressa Russo. Ci vediamo domani, ragazzi. Grazie. Domani parleremo di vaccini, di novità sui vaccini. Grazie, buon lavoro. Grazie. Parola allora alla dottoressa Francesca Russo. Grazie. Allora, buongiorno a tutti. Come ha detto il Presidente, come ci siamo confrontati oggi con l'assessore, siamo in una situazione in cui dobbiamo mantenere alta l'attenzione per la possibile diffusione di queste che sono le nuove varianti, ma soprattutto la variante Delta. Secondo le previsioni che vengono fatte anche a livello europeo, l'ECDC dice che entro la fine di agosto il 90% dei paesi europei potrebbe potrebbe circolare in tutti i paesi la variante Delta, quindi è una variante che si diffonde molto rapidamente e che potrebbe appunto interessare tutti i paesi. Abbiamo ricevuto una circolare venerdì o sabato da parte del Ministero, dove praticamente ci dice che ci sono alcuni paesi, tra cui la Finlandia, i Paesi Bassi e anche la Spagna, dove sono stati riscontrati dei focolai importanti. Questi focolai sono stati legati soprattutto in Finlandia, per esempio, al fatto che ci sono state delle manifestazioni sportive, il discorso degli europei, eccetera. In Spagna, soprattutto a Maiorca, sapete che c'è stato un grossissimo focolaio che ha interessato tanti giovani, quindi questi rientrati nei loro paesi di origine hanno dato origine ad altri focolai, infatti sconsigliano assolutamente di fare viaggi a Maiorca. Poi abbiamo visto quello che è la mappa di diffusione dei contagi a livello europeo, e al momento il paese che presenta la maggiore incidenza è rappresentato dalla Spagna. Quindi in Spagna abbiamo effettivamente un'incidenza più elevata rispetto a tutti gli altri paesi europei, compreso il nostro, dove l'incidenza è ancora bassa. Sappiamo che tutte le regioni sono in fascia bianca, cioè significa che c'è un'incidenza inferiore a 50 su 100.000, e questo ci colloca in questa fascia di rischio che è assolutamente di basso rischio.
È chiaro che l'attenzione, la circolare riprende l'attenzione su quello che abbiamo già detto, praticamente dice quello che abbiamo già messo in opera, che è quello di aumentare, allargare se possibile il numero di tamponi, e un po' tutte le regioni lo stanno facendo, poi quello di fare il contact tracing allargato e quello di implementare come possibile la vaccinazione. Queste sono le misure più importanti. Quello che diceva il Presidente rispetto all'Inghilterra, effettivamente diciamo che il paese dove si è diffusa per prima in maniera importante la variante Delta è stato il Regno Unito. Lì abbiamo praticamente al momento circa 3.000 casi al giorno, 30.000 casi al giorno, sono 34.471 quelli segnalati oggi, negli ultimi 7 giorni 228.000. Rispetto a questi un numero di ricoveri settimanali di 3.000 ricoveri. La mortalità invece risulta relativamente bassa, 6 nell'ultimo giorno della rilevazione che era ieri, 200 in una settimana. Naturalmente in questo report non abbiamo l'età. Poi siamo andati a vedere come stanno con la vaccinazione, perché sappiamo che l'Inghilterra ha cominciato per prima. Loro hanno un tasso di copertura della prima dose dell'87% della popolazione, per la seconda del 66%. Noi siamo un po' più bassi, però non tantissimo, perché abbiamo più del 60% per quanto riguarda la prima dose, poi il circa il 45% per quanto riguarda il ciclo completo. Per quanto riguarda il Veneto, negli over 12 anni, quindi che è la popolazione vaccinabile, il 45,5% e il 67,3% per quanto riguarda la prima dose, quindi non siamo messi male. Questo diciamo di aumentare, di incrementare la popolazione vaccinata, soprattutto completare il secondo ciclo come si diceva, ma anche iniziare quindi i nuovi vaccinati, costituiscono quella cortina che ci permette di bloccare la diffusione di questa o di altre varianti che si potrebbero presentare. Questo è importante. Poi la cosa importante è quella che si è detto anche prima, e noi stiamo monitorando in maniera molto stretta quella che è l'età dei casi positivi. Abbiamo un'età mediana dei casi positivi che è intorno ai 22-23 anni, e questo ce lo spieghiamo dal fatto che la maggior parte dei cluster che si sono verificati sono stati legati a soggetti giovani o che si sono spostati. Come? In Veneto, sì. Sia che si sono spostati magari per viaggi, oppure che hanno frequentato delle feste varie, magari gli stessi soggetti che, come succede nella vita comune, nella vita normale, diverse comitive che poi si incontrano, fanno le feste, queste varianti e questi casi si diffondono. Infatti, se andiamo a vedere il tasso delle nuove infezioni, vediamo che in tutte le fasce d'età diminuisce, tranne ed è in aumento quella 15-24. Proprio questo è assolutamente evidente, assolutamente significativo. Allora, siccome una parte di questi ragazzi, di queste fasce d'età non sono vaccinati, lì è molto importante via via che si vaccinino, se questa rappresenta la loro scelta, ma che soprattutto adottino comportamenti corretti. Questo io credo che si possa e si debba assolutamente fare per evitare di allargare questi focolai e di diffondere la malattia. E la maggior parte appunto dei casi l'abbiamo visto in queste fasce d'età, l'incidenza, ne ha parlato il Presidente, l'ultima è stata 11 su 100.000, e poi abbiamo che, guardando invece per esempio le fasce più, ma questo lo vediamo a livello nazionale, lo vediamo anche a livello regionale, le fasce dei soggetti ultra settantenni, ultra ottantenni, non abbiamo casi, tranne qualche caso sporadico, per fortuna non abbiamo morti e non abbiamo ricoveri, quindi non c'è, diciamo che è molto evidente l'effetto della protezione derivante dalla vaccinazione.
vaccinazione. Questo è molto importante. Adesso cercheremo di andare a valutare in maniera più specifica i casi che riscontriamo, che abbiamo riscontrato positivi nei soggetti vaccinati, per capire se avevano fatto tutte e due le dosi, anche il tempo, perché è una cosa che abbiamo già visto, che in alcuni che sono risultati positivi dopo la seconda dose, in una buona parte dei casi avevano fatto da pochi giorni la seconda dose, quindi non c'era stato il tempo perché si sviluppasse l'immunità legata all'effetto booster. Quindi anche questo, insomma, poi vi faremo sapere. Per quanto una cosa molto importante, oltre che rispetto all'età, l'abbiamo riscontrata anche per esempio negli operatori sanitari. Negli operatori sanitari i casi sono quasi pressoché scomparsi, l'incidenza è veramente bassissima ed è molto molto rappresentativo del fatto che gli operatori si sono vaccinati e che l'incidenza è crollata, quindi questo è importante. Quindi la copertura alta che abbiamo raggiunto, superiore al 95% sia negli ultraottantenni sia negli operatori sanitari, rappresentano sicuramente delle barriere nei confronti del virus. Per quanto riguarda il discorso degli indicatori di monitoraggio di cui si accennava, c'è un gruppo di lavoro che comprende, oltre alla Regione Veneto, altre 4 regioni che sono il Lazio, la Lombardia, Trento, la provincia di Trento e il Molise. Siamo stati individuati per essere in questo tavolo di lavoro con l'Istituto, il Ministero, lo Spallanzani, per rivedere quello che è il decreto del 30 aprile 2020 sui 21 indicatori che abbiamo avuto più volte modo di anche discutere in questa sede. Da 21 c'è stata la proposta di ridurli a 12, questo per un discorso di semplificazione e perché si è visto che alcuni indicatori non erano molto informativi, per cui non vengono riproposti. Siamo ancora in discussione, comunque dovremmo terminare a breve, e in questa valutazione degli indicatori si punta molto, come si diceva prima, sui soggetti sintomatici, quelli che principalmente vengono ricoverati in ospedale, che possono rappresentare una situazione di stress sulla tenuta del sistema sanitario, perché poi dall'esperienza maturata si è visto che questo è il fattore più importante, la capacità di un sistema sanitario regionale di reggere alla pressione determinata dai ricoveri ospedalieri, sia in area non critica sia in area critica. Quindi questi sono gli elementi più importanti. Quindi la capacità dei sistemi sanitari regionali di reggere alla pressione dei ricoverati sia in area non critica che in area critica. Scusate, sono stata troppo veloce. No, sono concetti che abbiamo anche ribadito anche altre volte. Vede? E la velocità della contagiosità è uguale alla velocità di parola. Quindi dottoressa, a breve decidete se cambiare i parametri o no? Non decidiamo, noi facciamo parte di un gruppo di lavoro e quindi portiamo la posizione delle regioni. C'era già stata una forte discussione, questa cosa qui non è oggi, ne abbiamo parlati, ne abbiamo parlato 3 mesi fa forse, cioè il gruppo di lavoro è stato costituito 3 mesi fa e ha lavorato 3 mesi fa portandoli già a 12, cioè il gruppo di lavoro alle regioni, per capirci, insieme con gli altri soggetti. Sono stati anche illustrati in conferenza delle regioni, quindi c'è stato il via libera anche da tutte le altre regioni, sono passati anche in Commissione Salute, dopodiché ci si è arenati ed è invece uscito il provvedimento, quello che prevedeva, se vi ricordate, quanti tamponi, l'incidenza per area bianca, area gialla, quello ultimo che prevedeva. E quindi non è mai uscito in maniera ufficiale quel documento e quella revisione, quindi il lavoro era già di fatto fatto, adesso è stato ripreso e quindi ci sono queste interlocuzioni degli ultimi giorni che dovrebbero quindi portare a una definizione del tutto, ecco. Quindi non è qualcosa di nuovo, ma era qualcosa che si era già lavorato e poi però si è arenato perché nel frattempo sono subentrati altri provvedimenti. Però la posizione è sempre la stessa, cioè le regioni hanno sempre dato questa posizione. Sì, mi ricordavo però. RT ospedaliero. Ok, però al momento anche la riclassificazione di venerdì sarà sui vecchi parametri? Certo, allora? certo. Perfetto.
Mi scusi, questo perché c'è il rischio, visto la diffusione della variante Delta? No, scusate, dottoressa ha finito? No, volevo solo dire per quanto riguarda la variante... Volevo dire l'ultima informazione per quanto riguarda la variante Delta. Naturalmente sta continuando il sequenziamento, sapete che adesso tutti i positivi vengono sequenziati e abbiamo fatto un report velocissimo stamattina per darvi il dato più aggiornato e siamo a 81 soggetti sequenziati con variante Delta e 4 con una variante simile, diciamo appartenente alla stessa famiglia, quindi sono 85. Variante K? No, è sempre la variante B1617.1, mentre la Delta e l'altra è la B1617.2. Quindi sempre variante Delta e poi sempre insomma un 52 di variante inglese, quindi comunque abbiamo visto che al momento c'è stato un po' un numero, è cresciuto il numero di variante Delta, ecco, questa è proprio la notizia di questa mattina. Se la dottoressa Russo ha finito, diamo il via alle domande. Si era prenotata Moscati, poi Prigioni, poi Nicolussi Moro e poi Vanzano. Sì, buongiorno dottoressa. L'ultima riguarda questi dati che ha dato, cioè la prima domanda riguarda questi dati che ha dato, cioè 81 che poi sono 85, su quanti? Allora, diciamo che il numero dei positivi totali sono quelli, l'ultimo monitoraggio è stato fatto la settimana scorsa, quindi nell'arco di una settimana. Poi, come vi ho detto, non è possibile definire proprio il numero al denominatore perché alcuni non vengono sequenziati se sono linkati epidemiologicamente, però noi li conteggiamo. Infatti quelli che sono linkati epidemiologicamente su questi 75 in questo caso sono 6. Benissimo. Quindi significa 75 sono stati sequenziati e sono variante Delta. 6, pur non essendo stati sequenziati, vengono assunti come essere appartenenti alla variante Delta perché magari sono conviventi. Ecco, questo è il discorso. Quindi sono 81 per quelli, più i 4 che vi ho detto che è un sottotipo della variante Delta. Poi ce ne sono 52 di variante Alfa e poi quindi della variante inglese, 12 per quanto riguarda la variante brasiliana e poi abbiamo altri 2 tipi di variante che insomma sono 2, che è la variante E484 che è quella K che dicevamo prima. Quindi diciamo che questi, poiché stiamo aumentando il sequenziamento, avremo sempre di più rispetto ai positivi la nostra serotipizzazione, quindi l'appartenenza. Questo ci permette di capire come si diffonde, come cammina insomma anche l'evoluzione, la sintomatologia. Questo sono tutte informazioni estremamente importanti. Ecco, però siccome la scorsa estate è stato un po' così, no? Al momento delle riaperture poi ci sono stati i contagi, erano quasi tutti asintomatici e al di là del discorso diciamo vaccinazione che protegge soprattutto le persone più deboli, ma il problema adesso è questo, la gente si domanda ma mi devo aspettare ovviamente un peggioramento e dice ma allora il vaccino. E poi un'altra domanda che era quella che volevo chiederle: l'altro anno si era detto tanto e si è detto anche quest'anno che con il caldo il virus si sarebbe assopito. Allora il fatto che lo si trovi è, come diceva prima il Presidente, perché comunque se non si cercasse nessuno se ne accorgerebbe e perché ovviamente non dà dei sintomi, cioè il fatto non è che non esista d'estate ma non dà dei sintomi, oppure è diversa la cosa riguardo al fatto del caldo? Diciamo che è vero sia l'uno che l'altro. Allora, è chiaro, nel nostro emisfero l'aumento delle temperature nei nostri paesi, l'aumento delle temperature determina una riduzione della circolazione dei virus respiratori.
e questo è un dato di comportamento dei virus di tipo epidemiologico, perché anche la circolazione dei virus ha una certa periodicità. Poi è vero anche che su questo tipo di virus, quindi su questo coronavirus, questo SARS-CoV-2, c'è un'attenzione molto alta, per cui vengono fatti molti test e vengono studiate, diciamo, tutte le varianti del virus, per cui il fatto di cercarlo e il fatto che tutti abbiamo, sia a livello europeo sia a livello nazionale, sostenuto che è molto importante tenere monitorata la circolazione del virus, soprattutto quando sappiamo che si sta diffondendo una nuova variante, ci porta a trovarlo e poi a tipeggiarlo e ad individuarlo anche nei soggetti asintomatici, perché ci sono anche i soggetti che rientrano dall'estero, per cui è obbligatorio fare il tampone anche a rientro, e poi ci sono praticamente tutte le occasioni ricreative che andiamo a ricercare. Questi per quanto riguarda gli asintomatici. Non dimentichiamo che fra questi, tutti i casi che noi diagnostichiamo, anche se i ricoverati sono pochi, ci sono i soggetti paucisintomatici, cioè quei soggetti che per sospetto clinico vanno praticamente a fare il tampone. Da lì troviamo il positivo e da lì si allarga, perché così vogliamo fare, vogliamo allargare, l'abbiamo detto, allargare i cerchi, allargare il contact tracing. Quindi è vero che c'è una ridotta circolazione, ma è vero che il virus, questo tipo di coronavirus caratterizzato da questa variante, ha un'alta contagiosità, quindi rapidamente contagia molte persone. Perché contagia i giovani? Uno, perché la maggior parte dei soggetti, diciamo, anziani o comunque over 60 sono vaccinati, quindi non avremo mai la controprova. Se tutta la popolazione fosse suscettibile probabilmente andrebbe lockdown, ok? Perché i casi aumenterebbero tantissimo. Colpisce i giovani perché sono quelli che hanno i maggiori contatti, perché viaggiano, perché hanno attività ricreative, eccetera. L'anno scorso, se vi ricordate, c'era un'altra cosa, che molti erano soggetti che rientravano dall'estero, avevamo avuto molti casi, funerali, le feste, le cose di soggetti che rientravano. Terzo elemento, ci siamo abituati anche a capire che come circolazione nella fase 1 avevamo un determinato virus, in estate circolava un altro virus, nella seconda fase avevamo un altro virus ancora, adesso abbiamo un altro virus ancora. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che ci troviamo di fronte a un virus che muta continuamente, muta anche perché il suo interesse è quello di adattarsi all'uomo e quindi non ucciderlo, ma cercare di convivere nel tempo. E quindi questo potrebbe anche essere poi la fine della pandemia, perché così succede. Però accanto a questo dobbiamo interrompere questa capacità del virus di riprodursi, e questo lo possiamo fare solo con la vaccinazione. Sono le vaccinazioni che hanno sconfitto le pandemie. Quindi pian pianino creeremo questi muri e pian pianino il virus si abituerà, diciamo, a circolare in una popolazione non completamente suscettibile, quindi a non dare più pandemie ma epidemie, come succede per esempio per l'influenza. Ecco, questo Grazie. È l'obiettivo. Tocca ad Antonella Prigioni. Buongiorno, qual è attualmente l'incidenza della variante Delta tra i positivi? Mi pare che l'ultimo dato che ci aveva dato era dell'11,11, non abbiamo ancora il dato perché queste sono delle survey nazionali, adesso in genere ce lo comunica l'IZS, appena insomma ce l'avremo vi faremo sapere, in genere ce l'abbiamo verso fine settimana, insomma giovedì, venerdì abbiamo quel dato. Grazie. Michela Nicolussi Mora. Sì, sarò rapida, dottoressa. Volevo chiederle questo. Secondo i dati che ci ha fornito sempre il Ministero della Salute, il Veneto nell'ultima settimana risulta una delle regioni che ha registrato un maggior aumento di contagi, più 116%, dopo il Molise che addirittura più 271%, e la Sardegna che ha più 168%. Tutte le altre sono comprese tra più 27% e più fino a un massimo di 60-70%. Volevo capire, questo più 116% è legato esclusivamente alla variante Delta
o siccome la variante alfa continua comunque ad essere al 52%, c'è una concomitanza e quindi è anche difficile per voi cercare di fare un po' il quadro della situazione? Allora, i dati della scorsa settimana si riferiscono a una circolazione dove la circolazione della variante inglese era superiore alla variante Delta, perlomeno per quello che noi sappiamo, per quello che abbiamo riscontrato. Questa settimana vedremo. Comunque anche questo discorso delle allerte credo che sia molto importante, perché noi abbiamo avuto un'allerta sull'aumento del tasso di positività che è aumentato dallo 0,3 allo 0,4 e invece in altre regioni dove è passato dal 3 al 2,9 c'è stato un decremento, quindi attenzione alla valutazione di questi dati, perché bisogna considerare il numero intanto dell'aumento di positività rispetto insomma alla loro significatività. Quindi questo del tasso di positività è una cosa che noi insomma consideriamo in maniera molto importante. Poi quello che diceva prima anche il Presidente, il numero di tamponi che vengono fatti, perché altrimenti i dati non sono confrontabili. Una cosa su cui tutte le regioni hanno tenuto insomma perché venisse inserito anche questo nell'ambito del monitoraggio di cui parlavamo prima, è quello che tutte le regioni facciano anche un numero minimo di tamponi che renda insomma i tassi e tutti i valori che noi riscontriamo tra loro confrontabili. Ecco. E quale sarebbe il numero minimo di tamponi? Allora in questa fase sarebbero 150 su 100.000, quindi molto, un terzo praticamente rispetto a quelli che facciamo. Però noi... Come? 7.500, sì, cosa ho detto? Sì, un terzo di quello che facciamo grosso modo, perché noi abbiamo insomma accelerato, ampliato, no? Sapete la nostra strategia. Quindi siete arrivati ai 30.000 al giorno di tamponi? Siamo arrivati a 25.000 che avete visto oggi. Ok, perfetto. E l'ultima cosa, magari lo sa l'assessore, diceva il Presidente, purtroppo ci sono stati 3 ricoveri di 50enni non vaccinati, uno a Borgo Trento se non ho capito bene, e gli altri 2? Due sono a Borgo Trento, 2 sicuri a Borgo Trento, il terzo non lo so sinceramente, però 2 sono sicuri che sono quelli di Borgo Trento. E tutti e 3 non vaccinati? Sì. Tutti e 3 abbiamo verificato non vaccinati. Mentre i ricoverati in area non critica, anche loro non hanno il vaccino? C'è qualcuno con prima dose? Ci può essere anche qualcuno con la prima dose, okay. Probabilmente, insomma non abbiamo l'elenco, però insomma siccome ci sono anche soggetti con la prima dose, abbiamo sempre detto che la copertura comunque per avere una copertura maggiore, non totale, ripetiamo che, ma lo sappiamo che il vaccino comunque non ti dà copertura totale, insomma è sempre stato scritto e specificato, sicuramente quelli con la prima dose sono molto più a rischio e si è visto insomma rispetto a quelli che hanno completato il ciclo e sono passati anche i 15 giorni dopo la seconda dose. Ok, grazie. Se posso aggiungere una cosa secondo me importante, è quella anche dei tassi dei ricoveri sia in terapia intensiva che in area medica, che fanno parte della valutazione delle regioni, e noi diciamo abbiamo dei tassi bassissimi che sfiorano dallo 0 all'1%, quindi al momento ecco. Del monitoraggio di venerdì. Alda Vanzan. Buongiorno dottoressa, solo per sapere cortesemente se i 3 ricoverati 50enni in terapia intensiva sono già stati sequenziati, cioè se è Delta, Alfa o altro. Non lo sappiamo, però ve lo facciamo sapere, insomma abbiamo continue interlocuzioni con l'istituto zooprofilattico, quindi questi 3 adesso vedremo. Grazie. Se non ci sono altre domande per la dottoressa Russo o per l'assessore Lanzarin, possiamo chiudere qui. Grazie. E appuntamento domani. Grazie a tutti. Dunque è terminata la conferenza stampa, come avete sentito il Presidente ha già annunciato che anche domani sarà l'unità di crisi di Marghera per fare di nuovo il punto della situazione, ma non solo, ha detto che ci saranno delle novità per quanto riguarda i vaccini, quindi aspetteremo domani per sentire quali sono.
Il presidente Zaia, come di consueto, ha dato tutti i dati relativi al bollettino regionale dei contagiati. C'è un aumento, sono 5.275 positivi ad oggi in isolamento, mentre dal 21 di febbraio, dunque da quando è iniziata la pandemia, sono arrivati a 426.743 le persone positive. Ad oggi invece, insomma, nelle ultime 24 ore i positivi sono 254 e su questo il presidente Zaia ha detto, insomma, gli assembramenti si vedono, gli effetti si vedono, c'è un aumento. Quindi su 25.927 tamponi e 254 positivi il tasso di incidenza è di 0,97. Per quanto riguarda invece i ricoveri sono 249, quindi più 6 i ricoveri in ospedale, nell'area non critica sono 233, invece in terapia intensiva sono 16, quindi con un più 1. Mentre poi in totale quelli non Covid sono 351 le persone in terapia intensiva. I decessi sono arrivati a 11.623 più un decesso rispetto alle ultime 24 ore, mentre per quanto riguarda le persone dimesse dall'ospedale sono 22.216. Poi il presidente ha parlato dei 254 positivi nelle ultime 24 ore, dice tutto sommato sono per lo più persone asintomatiche, dice però questo fa anche capire che il virus continua a circolare, c'è, per cui i contagi continuano. E poi ha parlato delle 3 persone che sono in terapia intensiva nelle ultime 48 ore, quindi 3 persone in più. Si tratta, ha detto, di cinquantenni che non erano stati vaccinati. Dice quindi se c'è una certezza è che un muro questo vaccino insomma lo fa, e quindi dice che è importante, ha ribadito vaccinarsi. Poi ha parlato, ha ripetuto, ha rilanciato l'appello a farsi il vaccino, a vaccinarsi, soprattutto anche i giovani. Dice ovviamente il vaccino è gratuito, saranno i giovani a decidere, ma come vediamo insomma le 3 persone, lo ha sottolineato, che sono in terapia intensiva, si tratta di persone che non erano state vaccinate. Poi ha parlato dei Covid point che continuano a essere aperti, ha detto se qualcuno avesse la necessità perché è andato in viaggio, perché ha avuto magari un contatto, ha una perplessità di un contagio, dice può andare al Covid Point, è gratuito e non c'è bisogno di prescrizione medica. Poi ha parlato della variante Delta, ha detto che insomma che circola, che purtroppo sarà in aumento. Ne ha parlato anche e soprattutto la dottoressa Russo, poi sentiremo nel corso dei nostri telegiornali che cosa ha detto appunto sulla variante Delta, dicendo anche che ci sono dei paesi che dove la variante sta circolando in maniera più importante, come la Spagna, Maiorca, come la Finlandia, e dunque bisogna stare attenti. La Spagna fra l'altro ha l'incidenza più alta rispetto a tutti i paesi europei, mentre per quanto riguarda invece i positivi nel Veneto, in questo momento i contagiati sono ragazzi molto giovani, tra i 22 e i 23 anni, questo perché insomma ovviamente ci sono maggiori spostamenti o appunto a causa delle feste. Ma io vedo collegata, la vedo già sullo schermo, la nostra Valentina Visentin da Padova, che purtroppo ci parla di cronaca e di un'aggressione ai danni di un anziano. Valentina, buongiorno. Sì, buongiorno. La cronaca in primo piano con questa violenza domestica perpetrata da una badante ucraina nei confronti dell'87enne che accudiva. È stata scoperta casualmente questa violenza perché alcuni residenti della quartiere Arcella avevano visto l'anziana in stato confusionale vagare sabato sera con evidenti lividi sulle braccia. A questo punto hanno chiamato i carabinieri, che hanno trovato a casa la badante ancora alterata dall'alcol, che ha tentato di aggredirla. Per questo motivo la donna straniera è stata arrestata, ora ha l'obbligo di firma, ma ovviamente resta lo shock per i maltrattamenti, e pare non fosse un caso isolato, ma che purtroppo l'anziana fosse stata vittima anche nelle settimane precedenti di questi maltrattamenti. La badante la seguiva da circa 14 mesi, sotto shock la famiglia, insomma
proprio era convinta di aver affidato l'anziana madre nelle mani di una persona di tutt'altro aspetto. Valentina, ti faccio anche un'altra domanda, oltre alla cronaca. Insomma, abbiamo parlato di contagi, insomma, di cluster che ci sono un po' in provincia, soprattutto di Belluno, di Treviso, ma anche di Padova. Com'è la situazione in questo momento? Infatti abbiamo delle novità, sentivo che tu prima davi dei dati arrivati dalla conferenza del governatore Zaia. Anche noi abbiamo i nostri provinciali forniti pochi minuti fa dall'azienda ospedaliera. Ti confermo che purtroppo anche nella provincia di Padova rispetto alla settimana precedente c'è stato un incremento di pazienti attualmente positivi. Se la settimana scorsa eravamo a 610, oggi siamo a 655 casi di positività in tutta la provincia di Padova. Sono aumentati dunque i contagi, per lo più si tratta di variante Delta, quindi lo confermiamo anche su Padova, la variante Delta sta diventando piano piano purtroppo predominante. Ci sono delle persone ricoverate, al momento sono 9 in azienda ospedaliera, una sola in terapia intensiva, e che si tratta di una paziente che ormai è seguita da settimane e comunque sembra che sia in fase di miglioramento. Per quanto riguarda tutti gli altri 8 ricoveri, sono uno in pediatria ma è in fase di dimissione, darà solo un ricovero a scopo precauzionale. Gli altri 7 sono ricoveri in area medica, quindi tenuti sotto controllo. L'appello che fanno anche da noi le autorità sanitarie è quello di vaccinarsi, i posti ci sono, basta andare nei vari centri. Per gli over 60 c'è anche l'accesso libero, per di più si può fare il tampone gratuitamente senza impegnativa nei punti vaccinali, quindi per tenere monitorata la situazione. Soprattutto l'appello è: vaccinatevi, perché ci sono ancora tantissimi posti disponibili e in più fasce di tempo, quindi sia a luglio ma anche ad agosto, fino ai primi giorni di settembre. Grazie davvero Valentina, grazie e buon lavoro. Grazie a voi. Dunque, parte oggi la commissione d'inchiesta sul Covid in Consiglio regionale del Veneto, ma è già scontro tra maggioranza e opposizioni. Ieri sera al ring alta tensione tra Alberto Villanova della Lega e Arturo Lorenzoni, speaker dell'opposizione, e sul tavolo ancora una volta il rapporto Crisanti sui tamponi. Sentiamo. Avete usato a partire da ottobre 2020 lo studio di Crisanti, citando dei dati che non avevate letto, che non potevate leggere, perché lo studio di Crisanti fino a febbraio 2021 non poteva essere finito. Lo studio era un draft in corso no, di... draft. Ma stiamo scherzando? Lei è professore universitario. Sì, conosco bene. Da quando in qua si usa uno studio? Nello studio di Crisanti ci sono dati tirati fuori da un database sui genoma dei virus fatti a febbraio 2021. Mi spiega lei come faceva nell'autunno 2020 usare uno studio che non era completo? Ma ste robe qua, ma chi volete raccontarle? Il draft del studio mostrava i dati su i tamponi fatti fino ad allora. Lei non ha nemmeno visto quel draft dello studio, perché sennò avrebbe visto la tabella a pagina 16 in quello studio. Sta dicendo invece, gliel'ho detto anche in consiglio, Sta dicendo delle cose lei non da professore non dovrebbe dire certe cose, perché se lei non è andata a vedere una tabella allegata allo studio dove si dice che su 1441 tamponi 1421 tamponi davano lo stesso risultato tra molecolare e antigenico, vuol dire che non avete fatto un buon lavoro. No, ma non è così. Vede, non è così. Non è così. E guarda caso nessuna rivista scientifica ha pubblicato lo studio di Crisanti rivoluzionario. Guarda caso. Lo studio è ancora sottomesso a cosa? Ma stiamo scherzando? Che gli altri studi che sono stati pubblicati allora sull'Lancet e sulle altre riviste scientifiche danno ragione a chi? Danno ragione. Scusi, ma senta, con questo atteggiamento che mi vuole insegnare a me il mio mestiere, scusi, ma se lo tenga, io i denti non li so curare e non le vengo a insegnare. E adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, prima però il meteo, poi ci ricollegheremo qui in studio con la straordinaria A3 con l'ULSS 2. Benvenuti al meteo. Intenso peggioramento del tempo, arriva una perturbazione atlantica sul nostro territorio. Martedì 13 luglio forti temporali e stop al caldo africano con un brusco calo termico. Il dettaglio.
Sul Veneto al mattino qualche spiraglio di sole e tempo a tratti più stabile. Con il passare delle ore nuvolosità in aumento e precipitazioni via via più diffuse. Attenzione perché sarà molto alto il rischio di fenomeni anche forti e di locali grandinate. Temperature, come detto, in sensibile calo, minime tra 16 e 19 gradi, valori massimi compresi invece tra i 26 e i 31 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui inizialmente sarà più soleggiato, dal pomeriggio piogge ovunque, anche di forte intensità. Temperature minime tra 18 e 20 gradi, massime sui 30-32 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige. Andrà meglio anche qui in mattinata, ma la stabilità durerà ben poco perché presto arriveranno temporali un po' su tutti i settori della regione. Temperature minime intorno ai 15-16 gradi, massime sui 29 all'incirca. Dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo aggiornamento. In studio siamo in diretta, siamo con la straordinaria A3, siamo in compagnia dell'Ulse 2 ed esattamente qua in studio con me il dottor Alberto Tringali, direttore dell'UOC Gastroenterologia dell'ospedale di Conegliano. Buongiorno. Buongiorno a voi e buongiorno a tutti i spettatori. Dunque oggi parleremo con lei di calcolosi biliari, quindi la diagnosi e la cura, e se volete fare qualche domanda ovviamente rispetto a questo argomento lo potete fare chiamando lo 0422 1628 332. Dunque parliamo intanto di calcolosi biliari, di che cosa si tratta? Ma intanto i calcoli biliari sono degli agglomerati di... Diciamo che sono delle pietrine, delle pietre che sono formate prevalentemente, almeno nella nostra popolazione, da colesterolo, da eccesso di colesterolo, ma possono anche essere, vedete, diverse tipologia, morfologia, forma e anche colore, a secondo la sostanza che li forma prevalentemente. Quindi quelli di colesterolo saranno più biancastri, poi ci sono dei calcoli che sono detti pigmentati, che possono essere più marroni o nerastri, e questi calcoli, quelli nerastri, sono un po' più duri, sono più tipici però per fortuna dei pazienti asiatici, laddove prevalgono ovviamente queste tipologie perché sono di bilirubinato di calcio e anche perché i pazienti asiatici sono più soggetti a infestazioni parassitarie e le infezioni parassitarie predispongono alla formazione di calcoli. Mentre nella nostra popolazione l'eccesso di colesterolo ovviamente provoca la formazione di questi calcoli, che possono essere distinti anche in primari, cioè quelli che si formano all'interno del tubicino del dotto che dal fegato va all'intestino, oppure secondari, quando dalla colecistica, che è quel sacchettino che contiene la bile, possono passare poi nel coledoco e quindi dare adito a tutte quelle che possono essere la sintomatologia, che poi magari di cui parleremo, ma anche a delle complicanze importanti. Ecco, che è un fenomeno, questo qui, oltretutto a questa patologia, insomma, abbastanza diffusa, non è una patologia? È una patologia molto diffusa, si pensa che la prevalenza della calcolosi biliare è del 10-15% della popolazione italiana, quindi significa che 10 milioni di persone, considerando siamo circa 60 milioni, è soggetta ai calcoli. Per fortuna l'80% dei calcoli sono asintomatici, cioè non danno nessuna manifestazione di sé per tutta la vita, ma è anche vero che quelli anche che hanno i calcoli asintomatici possono poi durante il corso della vita manifestare dei sintomi, e questo succede in un 25% dei casi. Questi sintomi, che sono variabili perché vanno dalla tipica sintomatologia della colica biliare, che è caratterizzata da quel dolore che comprende ovviamente anche la zona dello stomaco, ma che va anche alcune volte a radiarsi alla spalla, e che ha un'insorgenza improvvisa, raggiunge un'acme di solito intorno a 1-5 ore e poi regredisce spontaneamente. Alcune volte si associa anche al vomito perché è abbastanza imponente come dolore, però tendenzialmente regredisce. Poi ci sono tutte queste serie di complicanze che possono succedere proprio in presenza di queste pietre, di questi calcoli, che chiudono il dottino che consente alla bile di fluire ovviamente nel nostro intestino, e ovviamente possono provocare dalle manifestazioni
diciamo così, tra virgolette più banali, quale quella della colorazione giallastra che noi medici chiamiamo ittero, fino alle forme più complesse, quale appunto la pancreatite acuta come complicanza appunto del passaggio dell'ostruzione non soltanto del dotto biliare ma anche di quello pancreatico, quindi un'infiammazione del pancreas che può essere più o meno severa, e anche ovviamente le infezioni delle vie biliari che si chiamano le colangiti, che possono essere ovviamente delle condizioni che portano ovviamente a rischio della vita del paziente a secondo appunto la gravità dell'infezione che viene a realizzarsi. Ecco, lei diceva prima è legato soprattutto al colesterolo. Esatto, è legato al colesterolo. Diciamo che ci sono dei fattori di rischio che possono ovviamente essere legati all'età, alla razza, abbiamo parlato di pazienti asiatici, al sesso, purtroppo il sesso femminile diciamo che è 3 volte, una prevalenza 3 volte superiore rispetto a quello maschile, e poi ovviamente assieme a questo ci sono ovviamente la storia familiare di calcoli, ma abbiamo anche i pazienti che sono in gravidanza, ci sono tutto nel contorno legato proprio all'eccesso di colesterolo, delle sindromi metaboliche, quindi l'eccesso di peso, anche il prolungato digiuno, oppure avere una riduzione del peso in maniera molto drastica, superiore a 2 kg alla settimana. Questo porta ovviamente a un eccesso di rilascio di colesterolo, perché sapete che il fegato presenta un serbatoio di colesterolo, per cui rilasciare così tanto colesterolo a livello biliare è chiaro che può portare a un aumentato rischio di queste. E poi ci sono anche delle forme genetiche, seppur rare, legate sempre al trasporto del colesterolo, oppure anche legate all'assunzione di alcuni farmaci particolari che possono portare, non so, la terapia prolungata col cortisone può essere un fattore di rischio per avere ovviamente per avere i calcoli, così come alcuni antibiotici, o anche l'uso di una terapia contraccettiva o una terapia sostitutiva ormonale a base di estrogeni, proprio perché gli estrogeni vanno a aumentare il rilascio di colesterolo nella bile, e il colesterolo non è solubile, quindi per essere trasportato di solito ha una, diciamo, confezione, una sacchettina formata dai lipidi che consentono ovviamente di trasportare il colesterolo all'interno della nostra bile, e ovviamente laddove un ambiente liquido non sarebbe possibile. Ecco, prima lei stava dicendo anche una prolungata assenza dal cibo, insomma, per chi non mangia, cioè questo potrebbe influire su questa patologia? Questo potrebbe aumentare il rischio, è un po' come essere di sesso femminile e assumere dei farmaci eccetera eccetera. Questo può aumentare il rischio, non è detto che questo si associ ovviamente a manifestazioni cliniche o a formare i calcoli, però è un aumento del rischio, quindi una probabilità maggiore di avere i calcoli. I fattori di rischio non sono altro che un rischio maggiore di avere una patologia o di avere una manifestazione clinica, ma questo non è detto che poi si associ effettivamente a una... Quindi la persona che diciamo può essere anoressica, può rischiare. Sì, così come altre patologie, per esempio, perché faccio un esempio di una malattia che riguarda l'apparato digerente, la malattia di Crohn, che è una manifestazione ovviamente infiammatoria, una patologia infiammatoria cronica dell'intestino, del piccolo intestino, laddove i sali biliari vengono riassorbiti. Ecco che l'alterazione del ciclo, che si chiama appunto entero perché va dall'intestino al fegato epatico dei sali biliari, può portare in questi pazienti, così come quelli che hanno una resezione chirurgica dell'intestino, a un aumentato rischio. Ecco, lei diceva, le donne insomma sono un po' più predisposte a questo tipo di patologia, e come età anche le giovani oppure un po' più... Anche le giovani sicuramente, però è chiaro che l'età, quindi aumentare dell'età aumenta il rischio di avere ovviamente i calcoli, quindi essere di sesso femminile, aumentare via via l'età o comunque assumere terapia estroprogestinica dal punto di vista contraccettivo o di sostituzione ormonale, ovviamente le donne che hanno anche quell'assunzione di farmaci hanno un doppio rischio rispetto a quelle che non l'assumono. Ecco, parlavamo prima dei sintomi, quali sono i sintomi più importanti, perché diceva alcune volte è asintomatico, rimane così, poi invece... Può dare delle manifestazioni che abbiamo già in parte detto. La colica è quella più tradizionale che un po' tutti conosciamo appunto come manifestazione tipica, ecco, di patologia, però dicevo pure che il passaggio, del calcolo attraverso lo sbocco, che alcune volte è in comune con il dotto del pancreas, che secerna ovviamente anche lui un succo che sia succo pancreatico, bloccando anche quella zona lì è chiaro che può determinare un'infiammazione del pancreas che può essere più o meno severa, quindi le famose pancreatiti acute, che sono più o meno severe, nel senso che alcune di quelle forme severe portano anche al rischio di mortalità i pazienti. E l'altro rischio è quello di avere le infezioni delle vie biliari, quindi le colangiti, che ripeto possono essere anche lì di diversa severità. Ci sono delle forme più lievi, ma ci sono le forme per cui con una terapia antibiotica
antibiotica di solito si risolvono, anche se poi dopo in elezione occorre fare esempio il trattamento dei calcoli per eliminarli, ma ci sono delle forme più severe laddove il trattamento endoscopico deve essere eseguito in maniera urgente o emergente, dipende appunto dalla severità della patologia. Ecco, lei prima stava citando la pancreatite, che è un altro delle patologie, insomma, che sembra, uno dice, ma forse poco diffusa, in realtà. Anche quella è abbastanza diffusa, è la causa prevalente. E anche questa è più donne o più... No, questa è assolutamente uguale, diciamo, nel senso, quindi siamo entrambi, diciamo così, possiamo avere questo rischio, però il problema è che la maggior parte delle pancreatiti acute sono legate ai calcoli, quindi le due patologie sono, diciamo così, legate fra di loro, per cui le pancreatiti acute, ovviamente noi medici, la prima cosa che andiamo a indagare è la presenza di calcoli, perché sappiamo che le persone che hanno una pancreatite acuta hanno almeno un 30-40% di rischio di essere determinata dalla presenza di calcoli nel coledoco. Che però, diceva, molte volte sono asintomatici. Come una persona come può fare per non rischiare poi di arrivare a una patologia come quella che poi, diceva lei, poi in forma più grave potrebbe essere anche mortale? Allora diciamo che i pazienti che rientrano nei fattori di rischio, non abbiamo citato gli obesi, quindi non abbiamo citato i diabetici, perché anche quelli hanno una patologia ovviamente che può portare rischio. I pazienti con la malattia di Crohn possono sottoporsi a una banale ecografia, che è ovviamente un esame di primo livello, assolutamente non invasiva, che consente di evidenziare e ovviamente anche se non hanno sintomi, anche se non hanno sintomi, la presenza di calcoli a livello della colecisti, perché quello ovviamente ci dice la conferma della presenza dei calcoli, e ovviamente questi possono essere tenuti sotto controllo, però è chiaro che se sono asintomatici non si fa un trattamento, cioè non c'è una terapia da poter fare, ma il fatto di sapere di avere i calcoli ovviamente può essere già un fattore significativo di porre, diciamo così, come conoscenza del fatto di avere un problema che è assolutamente benigno, ma che può portare comunque delle complicanze. Ecco, per quanto riguarda invece i calcoli, insomma, una volta che si stabilisce che ci sono, qual è la cura per questo? Quindi intanto la diagnosi abbiamo visto come una diagnosi di primo livello per chi vuole sapere se ha i calcoli o meno. Poi è chiaro che i pazienti che hanno una manifestazione clinica, quindi parliamo delle coliche biliari piuttosto della pancreatite, abbiamo sicuramente l'ecografia come indagine di primo livello, ma alcune volte l'ecografia non ha un'accuratezza diagnostica eccellente, nel senso che la maggior parte delle volte magari si vede una dilatazione della via biliare, quindi un indotto che è più largo del normale, ma non si riesce a identificare il calcolo. Quindi bisogna ricorrere a delle indagini di maggiore accuratezza, di maggiore capacità risolutiva che consentono di evidenziare il calcolo. Queste sono due, sono la risonanza magnetica e l'ecoendoscopia. La risonanza magnetica ovviamente è un esame radiologico e quindi diciamo c'è ovviamente una procedura che a seconda dove viene fatta può essere fatta aperta o chiusa, e quindi c'è anche da considerare pazienti che sono magari claustrofobici e quindi possono non voler sottoporsi a un'indagine di questo tipo, o perché hanno delle protesi metalliche per cui interferiscono con la risonanza, e allora a quel punto si può ricorrere anche in prima battuta all'ecoendoscopia. L'ecoendoscopia è una tecnica, diciamo così, ecografica fatta con un endoscopio, quindi c'è una sonda ecografica che va a valutare il coledoco, ed è la tecnica che ha la maggiore accuratezza e sensibilità nell'identificare i calcoli, anche di piccole dimensioni sotto i 5 mm, cosa che la risonanza alcune volte non riesce. Quindi diciamo che la tecnica migliore in assoluto è l'ecoendoscopia, perché riesce a identificare anche di piccoli calcoli, e consideriamo che i piccoli di calcoli dimensioni sono quelli che magari si migrano più spontaneamente, più facilmente, ma anche è vero che il passaggio di questi calcoli può infiammare comunque il pancreas e determinare una pancreatite acuta. Quindi il ruolo dell'endoscopia anche dal punto di vista non soltanto terapeutico ma anche diagnostico. Per quanto riguarda invece la terapia è basata su appunto una tecnica endoscopica che si chiama RCP. Questa tecnica prevede ovviamente il fatto di avere un endoscopio particolare che consente di valutare la zona dello sbocco che si chiama papilla di Vater, dello sbocco del dottino del coledoco, incanulare questa zona, quindi entrare dentro il dotto, e a quel punto noi agiamo un po' come idraulici, nel senso che dobbiamo ovviamente liberare questa ostruzione. Quindi facciamo un taglio per allargare, che si chiama sfinterotomia in termine medico, per allargare questa zona. Dopodiché usiamo che si può vedere appunto nella slide, usiamo due tecniche, o meglio due device, due accessori che si chiamano, uno il palloncino, è un palloncino che si gonfia e consente appunto di estrarre il calcolo, magari nella successiva slide si vede anche quello, e abbiamo anche non soltanto questa possibilità, quindi col palloncino, ecco questo è il palloncino, vedete che si gonfia, un banale cateterino che poi gonfiandolo si riempie, si gonfia e consente di poter portare fuori, una volta allargata ovviamente l'apertura, di poter portare fuori il calcolo. L'altra possibilità che si vede probabilmente
ovviamente la successiva slide, è quella di utilizzare un cestello di dormia, si chiama appunto da chi l'ha inventato perché era utilizzato prevalentemente nei calcoli renali. Eccolo, è un cestello fatto di nitilon ma anche di altre strutture, praticamente chiude il calcolo all'interno delle sue maglie e poi può essere facilmente estratto dalla via biliare. È possibile, mi scusi, una domanda, guarire senza dover ricorrere a nessun tipo di intervento? È possibile più che guarire che intendiamo che vengano espulsi spontaneamente, quindi è possibile questa possibilità, c'è, ripeto, soprattutto i calcoli di piccole dimensioni. Quando sono di maggiori dimensioni è chiaro che questo è più difficile che si verifichi spontaneamente, però è possibile che ci siano dei calcoli di minori dimensioni e le persone che hanno maggiormente come fattore di rischio la possibilità di migrare del calcolo dalla sacchetto della colecistica dentro il calcolo sono proprio quelli che hanno il calcolo di minor dimensione o quelli che hanno un dotto cistico, che è quel dottino che collega il sacchetto, che è la colecistica, alla via biliare, è un po' più largo rispetto ad altre persone. Per cui queste sono, diciamo così, le due possibilità, però è chiaro che la maggior parte delle persone, purtroppo quelle che almeno sono sintomatiche e hanno le coliche, non è detto che possano guarire spontaneamente. Ecco, maggior parte delle volte occorre l'intervento medico endoscopico che consente la rimozione dei calcoli. Che poi insomma sappiamo che le coliche sono quelle che dicono insomma che sono molto forti e sono abbastanza riconoscibili proprio per questo. Esattamente, questa è poi la spia ovviamente che porta ovviamente la persona ad andare in pronto soccorso per il dolore, al medico di fare gli accertamenti e una volta fatti gli accertamenti e capita qual è la causa del suo dolore, ovviamente porre poi rimedio con il trattamento di cui abbiamo parlato. Ecco, lei diceva appunto che ci sono persone ovviamente che sono un po' più predisposte. Certo. Secondo lei darebbe un consiglio, insomma, comunque alle persone, andando avanti anche con l'età, di comunque di fare un'ecografia lo stesso, oppure anche se non sono magari predisposte per il peso o per altri fattori? Ma sicuramente sì, nel senso che comunque sapere se uno ha i calcoli credo che sia importante, ricordando che l'80% è sia sintomatico, ma che durante la propria vita un 20% poi svilupperà dei sintomi. Quindi il sapere magari già che uno ha i calcoli e che la motivazione del dolore, della colica è legata o potrebbe essere legata ai calcoli, può indirizzare non soltanto la persona a fare più attenzione, ma anche i medici, soprattutto quello che per quanto riguarda la diagnosi, soprattutto quello che bisogna ricordare è che ovviamente esiste anche una prevenzione eventuale da poter fare che però si basa soprattutto sulle nostre abitudini alimentari, perché alcuni fattori di rischio sono, non so, uno del sesso femminile non possiamo ovviamente togliere questo rischio, se uno però è obeso o sovrappeso possiamo ridurre questo gradualmente il suo peso corporeo, se uno ha i trigliceridi o il colesterolo alto può fare una terapia per ovviamente ridurre quei livelli di colesterolo e di trigliceridi, consentire ovviamente di avere una maggiore saturazione di colesterolo, una maggiore quantità di colesterolo nella bile e quindi un minor rischio di avere poi dopo la formazione dei calcoli. Ecco, lei diceva appunto legato al colesterolo, quindi ci sono dei cibi che magari uno potrebbe non mangiare o magari non mangiarne in maniera proprio in eccesso. In eccesso sono ovviamente tutti i cibi grassi e quindi tutto quello che contiene colesterolo. È sicuramente consigliabile una dieta a maggior contenuto di fibre, quindi è minor contenuto di grassi. È un po' una dieta che dovremmo in realtà far tutti, è quella a basso contenuto di grassi e quella ricca di fibre, perché poi anche quella che raccomanda l'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ci dice proprio nella sua piramide alimentare cosa è giusto mangiare e cosa è sbagliato mangiare, ma comunque consideriamo che l'obesità, così come la sindrome metabolica e il diabete, sono un po' l'esito di tutto quello che è la nostra tipologia di alimentazione, quindi quello va bene non soltanto perché è il colesterolo, ma anche per tutti noi. Come raccomandazione generale. E l'attività fisica potrebbe essere e anche l'attività fisica è una delle cose che bisogna sempre raccomandare, perché ovviamente aumentando l'attività fisica aumenta il metabolismo e quindi ovviamente riduciamo anche il nostro peso corporeo o ovviamente i grassi che abbiamo all'interno, perché poi i grassi si accumulano soltanto all'esterno ma anche negli organi, soprattutto l'organo che si facesse precedentemente di grassi, la cui manifestazione è quella che si chiama in termine ovviamente medico steatosi epatica, quindi il grasso non è altro che il grasso che si va ad accumulare intorno al fegato, perché ovviamente è talmente tanto il grasso che c'è all'esterno, poi a un certo punto deve trovare un po' il suo spazio, si accumula all'interno del fegato che non riesce più a smaltirlo perché ha un suo limite anche nel metabolismo del fegato l'eliminazione dei grassi. Quindi queste raccomandazioni sono le raccomandazioni direi
migliori da poter dare alle persone per evitare di avere un rischio di avere i calcoli. Ecco, durante questi 2 anni insomma, che abbiamo avuto di pandemia, insomma, con difficoltà, poi la gente rimaneva a casa in lockdown, quindi ha anche incentivato il cibo e il mangiare di più. Avete avuto un aumento di problematiche oppure? Ma sicuramente la nostra, consideriamo che è la patologia più frequente, quindi noi vediamo sicuramente come causa prevalente dei nostri trattamenti la calcolosi del coledoco, quindi sicuramente in questo periodo è aumentata, ovviamente perché come diceva lei, sicuramente stando a casa è aumentato anche l'aumento della quantità di cibo che uno consumava, si riduceva anche l'attività fisica perché non si poteva uscire e quindi di fatto già le persone che magari avevano questa patologia hanno ovviamente aggravato la loro situazione perché hanno aumentato la quantità di cibo ingerito e da un lato ridotto l'attività fisica, quindi sicuramente sì. Ecco, lei diceva i sintomi sono quelli che abbiamo già sentito, c'è però un campanello d'allarme, a parte le analisi del sangue, uno si vede magari il colesterolo alto, potrebbe, come diceva lei, pensare di fare magari un esame per vedere se ha oppure no questa patologia, ma c'è magari anche un altro campanello che uno dice potrei, insomma, rivolgermi al medico, potrei avere? Il campanello d'allarme può essere, come diceva lei, gli esami del sangue qualora uno abbia un calcolo anche nel tubicino, nel coledoco, che non sia ostruttivo, quindi non abbia dato né la pancreatite, diciamo poc'anzi, né la colorazione giallastra, quindi nessuna manifestazione, diciamo, eclatante, evidente, però facendo gli esami del sangue uno trova magari o le transaminasi aumentate oppure degli enzimi che si chiamano enzimi di colestasi, proprio perché aumentano quando c'è una riduzione del flusso biliare. Però di solito sono persone che hanno dei sintomi, un minimo di sintomo c'è, ma il sintomo non è blando, il sintomo quando c'è è la colica ed è abbastanza evidente, quindi la manifestazione che noi troviamo, quindi l'alterazione degli esami, di solito si accompagnano con la colica. Uno ha la colica e aumenta le transaminasi, questo fa porre il sospetto al medico che sia di origine biliare, anche quando uno ha una pancreatite acuta, quindi un'infiammazione del pancreas, il fatto di avere anche le transaminasi aumentate o gli enzimi di colestasi aumentati aumentano il sospetto che questo sia determinato da un problema biliare, anche se poi fa l'ecografia magari non trova i calcoli perché dicevamo che non è un'indagine così accurata, ma questo fa sì per noi gastroenterologi di dire no, non ci possiamo fermare all'ecografia, ma bisogna utilizzare una tecnica più accurata per andare ad identificare i calcoli, come la risonanza o l'ecoendoscopia. Ecco, lei parlava prima di 2 patologie, insomma, che possono essere delle complicanze di questa, dei calcoli biliari. E si passa dai calcoli biliari a queste, oppure si può avere, insomma, queste due complicanze direttamente senza... No, queste 2 complicanze si possono avere anche per altre patologie, ovviamente, perché basta avere un'ostruzione. La pancreatite acuta può essere non soltanto di origine biliare, quindi legata alla passaggio dei calcoli, ma può avere altre eziologie. Per esempio, i pazienti alcolisti hanno un rischio di avere una pancreatite acuta, l'uso di determinati farmaci, l'ipertrigliceridemia, quindi per livelli molto elevati di trigliceridi possono porre un rischio di pancreatite. Quindi ci sono altre cause di questa patologia. È chiaro che uno in medicina ragiona in termini di prevalenza di una patologia dal punto di vista epidemiologico, no? Quando è la prevalenza nel paziente che ha la pancreatite? La maggior parte ha i calcoli, quindi la prima indagine che uno fa è quella di andare a cercare la causa prevalente, quindi i calcoli. Quando quella è negativa, ovviamente bisogna cercare altre cause. E la stessa cosa succede per la colangite. Anche la colangite, quindi l'infezione delle vie biliari legata a un'ostruzione, l'ostruzione può non essere soltanto legata alla presenza di calcoli, ma può essere legata a una riduzione del calibro del dotto, che è legata a stenosi, quindi a restringimenti del tubicino che possono essere benigne o possono essere anche tumori, possono essere anche maligne. Quindi l'idea è che ovviamente bisogna sempre andare a identificare la causa sulla base della tecnologia che abbiamo a disposizione, di quella che è la prevalenza della patologia, e una volta identificata la causa cercare di porre un rimedio. Anche per quanto riguarda i restringimenti possiamo fare qualcosa, perché nelle forme benigne utilizziamo delle protesine di plastica, in quelle maligne delle protesi metalliche che consentono al paziente di avere sicuramente una pervietà migliore, quindi il fatto che la protesi rimanga pervia aperta e non si ostruisca, perché quello può essere ovviamente un problema, e garantire ovviamente il fatto di migliorare dal punto di vista della sintomatologia. Ecco, lei parlava appunto di tumori che possono essere benigni o maligni. Com'è la percentuale in questo tipo di tumore? Ma allora, il tumore prevalente ovviamente secondo dove siamo localizzati, anche perché il tubicino vedete che parte dal fegato e poi arriva ovviamente a livello della porzione più distale dove sbocca nell'intestino. Quindi se il restringimento
la chiusura è localizzata a livello distale, la causa prevalente è il tumore del pancreas, quindi quella è la causa principale del restringimento. Quando invece è che sono i tumori, diciamo, sono i tumori più prevalenti e purtroppo quelli che portano a una maggiore mortalità. Altri tumori che sono comunque prevalenti ma che portano pure una mortalità e che portano un restringimento però prevalente a livello del coledoco, lì vicino, si chiama prossimale a livello del fegato, quindi più vicino all'interno del fegato, sono i colangiocarcinomi, e quelli sono un'altra patologia ovviamente che portano a un restringimento del coledoco, possono portare in alcuni pazienti anche alla colangite, perché è sempre un'ostruzione, ma soprattutto hanno una mortalità anche questi molto, molto elevata, quindi bisogna anche in questo caso, come per il tumore del pancreas e per tutti i tumori, cercare di coglierli il prima possibile. Ecco, in questo caso c'è una possibilità di fare degli esami prima, anche in questo caso, della prevenzione? Allora, spesso vediamo delle persone che arrivano proprio nelle fasi terminali, quindi dipende anche molto, perché purtroppo alcune volte se uno è asintomatico sì, fa gli esami una volta all'anno, quindi è una buona pratica quella di fare gli esami tutti gli anni, però oltre a quello diciamo, possiamo purtroppo avere dei pazienti che arrivano in uno stadio terminale o pazienti che arrivano precocemente, quindi anche banalmente alcune volte alcuni disturbi dispeptici, quindi di cattiva digestione, di dolori epigastrici che poi dopo uno fa la gastroscopia, l'ecografia, non si capisce bene cos'ha, alcune volte in alcuni pazienti di una certa età, quindi se sono ovviamente giovani no, ma se sono a una certa età, un'ecografia o addirittura una TAC ci può essere utile per identificare un tumore in fase più precoce. Ecco, senta, e adesso che insomma siamo tornati un po', non lo diciamo troppo a voce alta, ma un po' alla normalità, nel senso che anche gli ospedali hanno ripreso un po' tutte le attività ambulatoriali, hanno ripreso... C'è una telefonata, dopo le faccio la domanda. Buongiorno. Sì, buongiorno. Io praticamente l'anno scorso ho fatto un intervento, è stato proprio il dottore a farmi questo intervento di questa protesi, che avevo fatto appunto una coleciste, e il problema era che appunto questo condotto si era ristretto a causa dei calcoli, e il medico appunto mi aveva messo questa protesi che poi avevo tolto dopo 3 mesi. E la mia domanda è questa, poi dopo ho fatto le analisi come mi diceva il dottore, quindi sono stata praticamente in osservazione, quindi dopo 1 mese, 3 mesi, dopo 1 anno sono stata sotto osservazione presentando gli esami che mi aveva prescritto con l'ecografia eccetera. La mia domanda è questa: siccome il medico mi aveva appunto detto, non so se si ricorda il mio caso, mi aveva detto che era possibile che appunto questo condotto si potesse restringere e quindi che io potessi ritrovarmi nuovamente nella situazione di dovermi rimettere la protesi e dopo 3 mesi ritogliermela. Però il mio dubbio è questo: io soffro di sindrome di Gilbert, no? Sì. E quindi se non sbaglio è un'abbondante produzione di bile, giusto dottore? No, in realtà la sindrome di Gilbert è una patologia ma che è una forma benigna, l'unico dato, non ha nessun fattore di rischio e non ha nemmeno, diciamo così, un'aumentata secrezione di colesterolo. L'unico problema è che quando fa gli esami al sangue troverà sempre una bilirubina leggermente più alta e che soprattutto nella forma non coniugata, proprio perché è un difetto genetico legato all'assenza o alla mancanza di attività di un enzima nella coniugazione della bilirubina. Quindi l'unico dato è un dato, diciamo così, di laboratorio, cosmetico, però che non ha nessuna rilevanza clinica. No, perché io pensavo che magari questa produzione eccessiva di bile potesse in qualche maniera andare a intasarmi questo coledotto condotto là, che comunque è un po' più stretto rispetto al solito. Come no, il restringimento del coledoco può essere legato invece al fatto, soprattutto se nella porzione, come immagino se ricordo bene il suo caso, nella porzione distale, quindi quella più vicina allo sbocco a livello dell'intestino, è legata proprio a una patologia infiammatoria, cioè il calcolo che si andava impattando, che andava fermandosi in quella piccola zona ha provocato un po' un'infiammazione. Questa ovviamente come reazione, come un po' quando c'è una ferita, c'è una cicatrice, crea una riduzione del calibro del dotto e quindi questo facilita poi dopo successivamente il restringimento e quindi la possibilità che lei abbia ovviamente dei calcoli. È un po' un gatto che si morde la coda.
e alla fine però con una protesina di solito si risolve questa cosa, si toglie la protesi come abbiamo fatto nel suo caso e alla fine si cerca di valutare nel tempo se magari uno ha una recidiva, perché cosa che non abbiamo detto prima, le persone che hanno avuto dei calcoli ovviamente tendono a recidivare, quindi anche chi ha avuto la colica biliare, uno che ha avuto una prima colica biliare, 20-50% delle persone all'interno di un anno hanno un'altra recidiva, quindi questo significa che ovviamente bisogna sempre fare attenzione a questi casi e bisogna sempre monitorare, come abbiamo fatto nel suo caso, la presenza di recidive. Grazie davvero signora. Grazie mille. Grazie a lei, grazie per aver chiamato. Dunque, ecco la domanda anche che io poi le porrei. Adesso stava parlando la signora insomma del suo problema, ma quindi è recidivo, quindi questa patologia torna anche se viene risolta? Anche se viene risolta c'è la possibilità di una recidiva. Anche chi ha tolto la colecisti, per esempio, ha la possibilità, siccome c'è il coledoco, a un certo punto sopperisce, quindi il tubicino cosa fa? Se non essendoci più la sacchetta dove si andava, il sacchetto dove si andava, che è la colecisti, ad accumulare questa bile, poi la colecisti si contrae, quindi il ruolo della colecisti è quello di raccogliere la bile, si contrae, alla presenza di cibo, fondamentalmente un sistema costituito dal fatto che il cibo che passa nel duodeno stimola un ormone che si chiama colecistoquinina e anche questo nell'età si va riducendo, quindi abbiamo anche quel problema, aumentando l'età aumenta la prevalenza, certo. E anche la disfunzione della colecisti è tra i fattori, diciamo così, che possono promuovere poi la formazione di questi calcoli. Quindi l'assenza della colecisti cosa comporta? Comporta che poi dopo il tubicino si allarga per compensare l'assenza del sacchetto, quindi un po' il flusso si rallenta. Rallentandosi il flusso, come succede anche da un punto di vista idraulico di fisico, ovviamente questo può portare a un circolo un po' più vorticoso e creare un rallentamento e quindi una maggiore possibilità di aggregare i cristalli di cui parlavamo poc'anzi, certo, di colesterolo, e quindi la formazione di calcoli. Insomma, quindi una persona che ha già avuto questo tipo di patologia deve essere monitorata? Deve essere monitorata, sì, perché tutte le patologie, come succede la prima volta, un episodio in medicina, è più facile che possano ripresentarsi. Quindi la colica biliare abbiamo visto con la probabilità che possa ripresentarsi. L'altra problematica che non abbiamo citato è quella della colecistite acuta, cioè la presenza di calcoli in colecisti possono poi portare alla persona, 1-2% all'anno di quelli che hanno avuto una colica biliare, ad avere un'infiammazione della colecisti che si chiama colecistite acuta, sulla base legata appunto alla presenza di calcoli. E questo ovviamente è un'altra patologia che può portare a un'urgenza, nel senso chirurgica, oppure a un trattamento antibiotico, e quindi far sì che ovviamente la persona vada in pronto soccorso. La persistenza del dolore può essere, perché abbiamo detto che la colica, certo, poi di solito dopo 5 ore regredisce, un campanello d'allarme è pensare che il fatto che non ci sia soltanto la presenza della colica banale, più o meno banale, ma soprattutto un'altra condizione, un'altra patologia che è la colecistite acuta. Abbiamo un'altra telefonata, buongiorno. Buongiorno a lei signora, grazie di avermi chiamato. La domanda è questa che vorrei fare al professore. Sì. Posso? Sì, certo, dica pure. Benissimo. Un coledoco otturato può essere anche otturato da un calcolo che si è mosso oppure da un restringimento, come dice il professore. Però questo è andato a contaminare anche parte del fegato e ha creato una grossissima infezione. Il personaggio in questione, che è ricoverato presso un ospedale della provincia di Verona, di cui non dico il nome, ha 90 anni e la situazione è molto molto grave. Hanno cercato di mettere uno stand per aprire per via attraverso la gola, attraverso la bocca, ma il risultato non è quello che speravamo. Purtroppo l'infezione si è propagata ad altri organi ed è molto grave. Cosa ne pensa il suo parere, professore? Ma quello che succede, quello che lei sta dicendo è quello che abbiamo descritto prima, nel senso una delle complicanze, sicuramente il calcolo può essere la causa, e una delle complicanze abbiamo detto la colangite. Quindi quello che credo sia successo al parente del telespettatore è proprio questo, cioè una colangite severa, quindi con una compromissione d'organo, perché la colangite severa porta poi a una sepsi, si chiama, quindi un'infezione generalizzata, e la sepsi può portare a una compromissione d'organo, significa una compromissione respiratoria, una compromissione ovviamente cardiocircolatoria, e quindi è anche un'insufficienza renale, quindi quello può essere un meccanismo che porta a morte un paziente. Quindi queste patologie purtroppo sono sempre molto pericolose, perché poi dopo le complicanze, non tanto la colica o il banale calcolo presente nel dottino, ma le
complicanze quindi che sono associate a queste possono poi, una volta innescate e partite, compromettere anche diversi organi proprio legati ai batteri, all'infezione, che poi possono essere generalizzate compromettendo gli organi. Ovviamente si può sempre provare a fare un trattamento endoscopico, può essere risolutivo, alcune volte però quando si arriva troppo tardi, anche quello lì, una volta che è partito e c'è una sepsi così generalizzata, bisogna vedere poi dopo se il paziente, legato alle sue comorbidità, ad altre patologie, magari non riesce, nonostante il trattamento, a risolvere il problema. Ecco, intanto ringrazio il telespettatore che ci ha chiamato. Queste patologie che insomma partono da, diciamo, non si può definire insomma banale, ma una comunque patologia diciamo meno complicata di altre, però potrebbe arrivare poi invece a queste patologie. Esattamente, anche perché noi abbiamo parlato che non va, diciamo, proprio preso sotto sto gamba. Assolutamente, ecco. Abbiamo parlato di calcolosi più o meno semplici, esistono anche le calcolosi complesse. Probabilmente nella slide che facciamo vedere ai telespettatori abbiamo anche altre armi, perché i calcoli possono essere di grosse dimensioni, possono essere per condizioni proprio, si diceva, restringimenti di stenosi, possono esserci anche sopra delle stenosi, quindi alcune volte siamo costretti, oppure possono essere dei calcoli molto duri, quindi non si riescono a tirar via, quindi in alcune complessità legate un po' ai fattori personali, legate a fattori anatomici, è chiaro che dobbiamo ricorrere ad altre tecniche endoscopiche. Abbiamo la possibilità di tritare, quindi di distruggere meccanicamente questo calcolo, alcune volte però non riusciamo nonostante tutto, e quindi possiamo ricorrere a questa nuova tecnica che si chiama litotessia intraduttale, quella diciamo così che si faceva tradizionalmente dall'esterno, che si fa anche per i calcoli renali, forse è quella più nota. Questa non è così nota, diciamo così, così popolare, però è una tecnica che consente di andare dentro proprio il coledo, quindi il tubicino, vedere proprio materialmente, visivamente, si vede nella parte bassa il calcolo, bombardarlo o con un trattamento elettroidraulico oppure con un laser, e questo consente la frammentazione, quindi il calcolo, ridurre il calcolo in piccoli frammentini, da un calcolo magari molto grosso, sono i calcoli di 2-3 cm, considerate che il coledoco in condizioni normali è 3-4 mm, quindi è proprio filiforme, è piccolissimo, ma questi calcoli che vanno crescendo diventano grossi, enormi, bisogna appunto bombardarli, ridurli in piccoli frammenti. A questo punto, una volta che sono ridotti in piccoli frammenti, ci consentono anche di essere eliminati. Noi recentemente abbiamo anche fatto questi trattamenti in pazienti che avevano delle alterate anatomie perché erano state rimosse lo stomaco per tumori o per altre patologie, quindi la difficoltà è quella di arrivare poi al livello dell'intestino perché l'anatomia è modificata, e grazie a una combinazione tra il team di endoscopisti e di radiologi siamo riusciti, avendo introdotto un cateterino attraverso la via percutanea, quindi attraverso l'addome direttamente nei villi biliari, ad accedere con questo strumento, bombardare il calcolo e risolvere completamente il problema del paziente. Io mi fermo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo subito in studio. Eccoci nuovamente in diretta con la nostra ultima parte della straordinaria 3. Siamo in compagnia di Alberto Tringali, stiamo parlando del calcolosi biliari, una patologia che può portare, l'abbiamo sentito, anche a complicanze e patologie ben più gravi, quindi una patologia che va tenuta sotto controllo. E parlavamo anche di interventi, di misure insomma, e di tecniche, ecco, innovative, insomma passi ne sono stati fatti, ma altri ce ne sono da fare. Sì, sono stati fatti passi in avanti sicuramente, le tecniche per fortuna e i dispositivi che abbiamo a disposizione oggi con la tecnologia e con il progresso hanno consentito di poter fare delle rimozioni di calcoli laddove prima probabilmente non era possibile. Considerate che prima la tecnica era una tecnica chirurgica abbastanza invasiva, bisognava tagliare il coledoco, rimuovere i calcoli, cucire, c'era una mortalità, una morbidità legata a questa tecnica così aggressiva, ma che era l'unica soluzione che avevamo, che ovviamente portava a diverse complicanze per quanto riguarda i pazienti. E oggi, senza nessuna cicatrice, si riesce ovviamente a intervenire, a togliere quei calcoli che abbiamo visto più semplici, ma anche quei calcoli più complessi, con delle tecniche che abbiamo di cui abbiamo già parlato, il palloncino, la tecnica col cestello, ma poi anche la possibilità di tritare questi calcoli sia meccanicamente, ma soprattutto oggi con la nuova tecnologia siamo in grado di entrare dentro proprio il coledoco, di vedere proprio il coledoco, proprio come se vedessimo una colonoscopia o una gastroscopia, andare proprio a valutare qual è il problema. Questo abbiamo parlato dei calcoli, ma si può fare anche per restringimenti delle stenosi, quelle stenosi che noi definiamo in medicina indeterminate, quindi di cui non abbiamo magari
ancora un'idea precisa se sono delle stenosi benigne o maligne, perché le tecniche di imaging, cioè la TAC e la risonanza, non sono state dirimenti. Fai l'ecoendoscopia, magari fai la biopsia e non riesci a identificare quelle che soprattutto che non hanno una massa ben definita, e a quel punto, entrando dentro il coledoco, si riesce proprio a vedere, a visualizzare bene qual è la causa, qual è il calcolo, oppure se c'è una stenosi, restringimento. In un caso si può bombardare, quindi inserendo dentro questo strumento che è sottilissimo, è 3,2 mm con un canale operatore di 1,2, quindi veramente millimetrico, si riesce a entrare dentro, si visualizza perfettamente la via biliare, si bombarda con questa sondina piccolissima che è a base di laser o di trattamento elettroidraulico, e si fa proprio un bombardamento meccanico del calcolo, si frammenta, si frantuma e si riescono poi a eliminare e a rimuovere i piccoli frammenti. Questo per quanto riguarda i calcoli, ma possiamo anche con lo stesso strumento tipizzare, cioè andare a fare delle biopsie mirate, cosa che in passato non riuscivamo mai a fare perché ci basavamo su una zona, diciamo così, laddove iniettivamo il mezzo di contrasto che non prendeva, quindi consideriamo quello un restringimento, una stenosi, e lì andavamo a fare delle biopsie un po' mirate sulla base di dove era la stenosi. Invece in questo strumento ci consente di visualizzare esattamente la sede della stenosi, vederla materialmente, quindi già avere una prima impressione che ci consente la maggior parte delle volte di fare una diagnosi, di dire se quello è un restringimento patologico, quindi benigno o maligno o benigno, e comunque avere anche la possibilità di fare delle biopsie mirate essendo certi della zona dove andiamo a prendere i pezzi. Quindi dare anche all'anatopatologo una biopsia mirata, orientata, ci consente anche di dare anche alla collega un pezzo che riesce meglio a tipizzare, analizzare con maggiore capacità e maggiore risoluzione. È chiaro che ancora abbiamo la possibilità di aumentare queste tecniche, perché per esempio oggi c'è anche la possibilità di avere un cestello che si inserisce tramite questo canale operatore, e quindi già con lo stesso strumento, anziché poi togliere i frammenti, toglierlo direttamente dentro con questo strumento. Quindi abbiamo anche questa possibilità ulteriore, avere un cestello che entra dentro, si apre, prende i frammenti e li porta via, senza togliere lo strumento, ripetere lo strumento dentro. Quindi questo ovviamente consente anche di ridurre i tempi operatori e quindi di essere ancora più efficaci. Ecco, senta, una domanda: i tempi di guarigione e i tempi, insomma, di ricovero in caso di questi interventi, ovviamente diversi per intervento, immagino. Assolutamente sì. Diciamo che il tempo di ricovero e il tempo di ripresa praticamente è nella stessa giornata, nel senso che uno fa la procedura la mattina, di solito precauzionalmente si tiene una giornata in ospedale, quindi la notte in ospedale, ma il giorno dopo il paziente va tranquillamente a casa, cosa che ovviamente in passato era impensabile, facendo un intervento chirurgico maggiore era assolutamente impensabile. Così con l'endoscopia nessuna cicatrice, tempi di dimissione praticamente una notte, viene immediatamente il paziente rimesso, ovviamente verrà monitorato e seguito per quello che dicevamo successivamente. Ecco, prima parlavamo anche di questi 2 anni, insomma, difficili. Ovviamente anche voi avete avuto i vostri blocchi per quanto riguarda sospensione, per quanto riguarda le visite. Com'è la situazione in questo momento? La situazione in questo momento è che stiamo riprendendo, ovviamente abbiamo ripreso già per alcuni mesi di attività, ovviamente c'è tutto quello che è stato fermato, ovviamente che bisogna riprendere assolutamente, e ovviamente stiamo facendo di tutto per riprendere e far sì che tutte le procedure che siano state sospese vengano poi dopo ovviamente fatte nel più breve tempo possibile. Questo ovviamente ha creato sicuramente un po' di attesa dei pazienti che purtroppo non per colpa loro né per colpa nostra sono stati ad attendere, ovviamente a causa della pandemia, la procedura endoscopica o la visita gastroenterologica. Ovviamente tutto quello che noi stiamo facendo e porre in essere è quello di riprendere tutti quei pazienti che non hanno potuto fare la procedura per garantire a tutti loro la possibilità di farla. Ecco, questo perché ovviamente, insomma, adesso c'è un po' questa lista d'attesa che si sta man mano, insomma, riducendo, e poi tornare, si spera, ormai alla normalità di tutto. Senta, se dovesse dare qualche consiglio alle persone. Ma consiglio dal punto di vista sicuramente alimentare, quindi per quanto riguarda la calcolosi, ma soprattutto per quanto riguarda le patologie gastrointestinali, sicuramente un'alimentazione ricca di fibre, con frutta, verdura, che sono ovviamente all'apice della piramide alimentare consigliata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è un qualcosa che previene
da tutte le patologie, dalle patologie tumorali. Ricordate che anche l'obesità non è soltanto un problema dei calcoli, ma è un fattore di rischio per le patologie tumorali, è un fattore di rischio per le patologie ovviamente anche cardiovascolari. Quindi sicuramente l'essere in un'attività fisica, quindi seguire regolarmente attività fisica, mangiare sano, quindi mangiare in maniera con una corretta alimentazione fatta da ovviamente frutta e verdura, come dicevamo poc'anzi, limitare quanto più possibile l'uso di grassi, di zuccheri e di dolci, e cercare ovviamente nel limite del possibile di ovviamente evitare quelli che potrebbero essere ovviamente farmaci pericolosi, laddove ovviamente questo sia possibile, perché evidentemente che se uno deve fare una terapia a base di cortisone non è che deve vedere il fatto che possa essere un fattore di rischio. Il cortisone è un... Però sicuramente con un'indicazione corretta, ecco, soprattutto l'indicazione corretta è quello che anche un antibiotico può essere fatto, basta che l'indicazione ovviamente sia corretta, perché poi tutti i farmaci hanno non soltanto questo fattore di rischio, ma hanno anche delle complicanze che bisogna sempre considerare, degli effetti collaterali che bisogna sempre considerare. Ecco, e diciamo insomma che le persone comunque possono vaccinarsi, perché molti dicono ma io soffro di quindi non mi vaccino. No, non sono correlati, non ci sono nessuna correlazione, quindi il vaccino assolutamente possono farlo tranquillamente. E noi tanto lo diciamo insomma perché è importante, ovviamente non è obbligatorio, è su scala volontaria, però insomma è fondamentale per uscire, anche proprio per questo, per uscire da questa situazione che ricordiamo insomma purtroppo ancora c'è in essere. Senta, lei diceva prima le donne maggiormente, come mai le donne maggiormente rispetto agli uomini, e soprattutto che percentuale c'è? È un problema, probabilmente nessuno lo sa bene, però diciamo che probabilmente è un problema ormonale, cioè un maggior livello di estrogeni che portano a aumentata secrezione di colesterolo nella bile è il fattore prevalente. L'altra cosa è chi assume ovviamente estroprogestinici, perché sia gli estrogeni aumentano la secrezione di bile, i progestinici invece vanno a ridurre quello che dicevamo prima, lo svuotamento della colecisti, quindi la mancata svuotamento della colecisti può essere un altro fattore che porta a un difetto, appunto, che porta a un aumentato rischio di avere il colesterolo. Poi c'è anche la gravidanza, ovviamente le persone che sono in gravidanza proprio per un problema sempre ormonale, che sono ovviamente a un maggior rischio di avere i calcoli, quindi sesso femminile in gravidanza, certo che se uno lo sa prima probabilmente forse bisognerebbe considerare, diciamo così, di togliere la colecisti in maniera profilattica piuttosto che trovarsi, perché quello sia un problema effettivamente, trovarsi con una colecistite acuta o con un ittero legato ai calcoli in gravidanza. Si possono trattare anche queste pazienti avendo delle accortezze, però è chiaro che queste patologie in gravidanza possono essere un po' più rischiose, perché c'è anche il problema del rischio per il feto. Quindi... Ecco, ma togliere la colecisti che cosa può comportare però? Togliere la colecisti non comporta dei rischi come tutte le cose e atti chirurgici. Oggi la colecisti si toglie dal punto di vista laparoscopico, quindi non più chirurgicamente con la tradizionale cicatrice che c'era una volta, si fanno dei buchini con la laparoscopia, si va dentro, si toglie laparoscopicamente. È chiaro che anche queste tecniche, come l'endoscopia, come tutto quello che è invasivo, può avere delle problematiche successive. Però tendenzialmente è una tecnica ormai consolidata, abbastanza sicura. Consideri che già per quanto riguarda sempre i dati epidemiologici, che l'impatto che ha questa patologia, ci parlavamo prima, no? Del 10% della popolazione, ma soprattutto l'impatto si è calcolato negli Stati Uniti, che hanno circa 500 colecistectomie all'anno con bilioni di dollari di spesa per queste patologie. Quindi la prevenzione è, secondo me, alla base di tutto. Ecco, ricordiamo chi è che dovrebbe essere sottoposto ad un intervento del genere, perché sennò vi arrivano poi in ospedale tutti con ma io ho due calcoli, faccio la... Ovviamente chi deve fare la colecistectomia e la laparoscopia sono pazienti che sono sintomatici, cioè i pazienti sintomatici sono tutti quei pazienti che hanno avuto almeno una colica biliare, perché abbiamo detto prima, chi ha una colica biliare ha un 20-50% di rischio in un anno di averne un'altra successiva, e 1-2% all'anno di pazienti va incontro a una colecistite acuta, più tutti quei rischi che abbiamo detto del passaggio dei calcoli dalla colecisti al coledoco, e quindi il rischio di pancreatite e di colangite. Abbiamo un'altra telefonata, forse l'ultima? No, niente, allora niente. Quindi concludendo, insomma, patologia che oltre che è diffusa va tenuta monitorata, sotto controllo, e in caso di sintomi anche leggeri, anche se lei dice appunto il sintomo purtroppo diventa, andare, insomma, recarsi in pronto soccorso dal medico immediatamente. Assolutamente sì, quindi recarsi al medico o ancora in pronto soccorso. Se uno ha una colica ovviamente va capito perché ha la colica,
va indagata al medico di pronto soccorso, va appunto valutata la possibilità, se ha un calcolo, una colecistite o dal punto di vista del medico, per poter far sì che ci sia un trattamento appropriato. La cosa che abbiamo detto precedentemente è la prevenzione, bisogna sempre ricordarlo, e quindi prevenire è meglio ovviamente che curare, e il trattamento endoscopico ovviamente è il cardine della terapia per queste patologie. Grazie, io ringrazio, siamo arrivati al termine di questa trasmissione, ringrazio Alberto Tringali per essere stato con noi, per aver risposto anche alle domande dei nostri telespettatori, grazie davvero. Grazie a voi per l'invito e ai telespettatori. Grazie, si termina qui questa edizione di Straordinaria 3. Domani di nuovo in diretta, vi ricordo la conferenza stampa sempre del Presidente Zaia alle 12:30 dall'unità di crisi di Marghera. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.